tutti coloro che ci stanno seguendo. Tra poco avremo qualche dato perlomeno sull'affluenza alle urne alle ore 15, quando si sono chiusi pochissimo fa i seggi, sia in Emilia-Romagna che in Umbria. Intanto io inizio la nostra conversazione di oggi, in attesa appunto dei primi dati numerici sui quali cominciare a ragionare, con un ospite che molti forse degli ascoltatori di questa radio e delle ascoltatrici ricorderanno, con grandissimo piacere che io do il benvenuto, buon pomeriggio, a Marco Mastacchi, che saluto innanzitutto. Buon pomeriggio Marco, grazie per essere con noi. Grazie Giulio, grazie dell'invito, un saluto anche da parte mia a tutti gli ascoltatori che ritrovo con grande piacere dopo un po' di anni. Perché parliamo di ritrovare? Perché ci siamo sentiti tanti, insomma, qualche anno fa, era il 2016, tra il marzo e l'aprile del 2016 da ultimo, ci siamo sentiti anche dopo, però ti abbiamo seguito in quei 2 mesi, in quelle lunghe settimane che tu ci hai messo per arrivare dal comune del quale sei stato sindaco per 10 anni, dal 2009 al 2019, Monzuno, in provincia di Bologna, sugli Appennini bolognesi, bellissimi luoghi tra l'altro. Tu eri sindaco appunto e hai intrapreso una camminata, chiamarla marcia è molto fuori luogo, direi per le sinistre, anzi per le destre assonanze storiche, comunque una discesa a piedi a Roma con un compagno di avventura, tra l'altro, che mi hai detto in questi giorni ha compiuto 90 anni e continua a camminare come prima e più di prima. Era soprannominato lo squalo, se non ricordo male, no? Esatto, Alessandro Bellier ha detto soprannominato lo squalo. Ecco, tu e lo squalo vi siete fatti 426 chilometri a piedi, partendo dal tuo comune sull'Appennino bolognese, per ricordare a tutta Italia, e noi avevamo fatto nostra questa tua battaglia, sia come radio che come cittadini comuni, direi, perché in tanti ti avevano seguito, per ricordare a tutti, in primo luogo al governo, all'epoca era il governo Renzi, se non ricordo male, che insomma i comuni non ce la facevano più, strozzati e dissanguati dai continui tagli di bilancio e da un patto di stabilità che era un insieme di regole sulla finanza dei comuni di derivazione europea, ma che declinate all'italiana stavano conducendo al disastro le amministrazioni comunali, alla paralisi, all'impossibilità di fare qualcosa di buono per i propri cittadini. E siccome tu sei sempre stato, Marco, un candidato civico, cioè al di fuori degli schieramenti politico-partitici tradizionali, questa cosa qui la sentivi come un dovere civico, giusto appunto. E a un certo momento, mi sembra, davanti a qualche osservazione empirica che ti è arrivata dai cittadini, ti sei sentito sfidato e hai detto ci metto la faccia, ci metto anche i piedi e faccio 426 chilometri per scendere a Roma a rappresentare queste istanze. Ora, il confronto con il governo mi pare che ebbe luci e ombre all'epoca, però di sicuro la tua azione a qualcosa penso sia servita, perché da lì in avanti la musica è un po' cambiata per i comuni italiani, no? Tu hai fatto il sindaco per tanti anni, adesso hai fatto anche un quinquennio da consigliere regionale in Emilia-Romagna, a capo di una lista civica, Rete Civica, che adesso si è schierata da ultimo, a queste ultime elezioni, a supporto della candidata presidente Elena Ugolini, no? Che è poi candidata anche per tutto il centrodestra. Allora, io ho fatto questa breve introduzione che non è neanche completa, perché per dirla tutta tu hai anche scritto un bel libro, del quale parleremo a parte, diciamo in un'altra trasmissione Auto da Fè. Però intanto cominciamo a citarlo, perché tu hai scritto un libro sulla tua esperienza di vita e anche politica. Il libro si intitola Non volevo fare il sindaco, sottotitolo Il viaggio che ha cambiato la mia vita. 10 anni in Appennino con la fascia tricolore. Ci vuoi dire qualcosa sia sul lascito di quella antica esperienza da sindaco e di quella camminata su Roma e di quello spirito civico che insomma quella camminata sintetizzava, no? Perché quella camminata lì significava usciamo fuori dagli steccati ideologici, andiamo incontro ai problemi reali, diciamo, di chi amministra, ma chi amministra non è lì per fare chissà cosa, è lì per fare quello che la gente ha bisogno che sia fatto, per servire cioè i cittadini, che sembrano tutte parole retoriche, ma se uno diciamo, assume uno spirito civico realmente come l'hai fatto tu, diventano cose serie, cose concrete, cose pragmatiche. Allora, il bilancio di tutta quell'esperienza lì e del suo continuo nel Consiglio regionale
qual è, Marco? E poi spendiamo due parole anche sul libro, che poi ne parleremo a parte in maniera dettagliata perché è molto interessante anche il motivo per cui tu scrivi questo libro, o i motivi. Però insomma ti lascio la parola. E poi commentiamo i primi dati che mi sembra adesso ti rubo ancora 20 secondi perché alle ore 15, eccolo qua, il primo dato è uscito sul portale Eligendo, cioè sul portale del Ministero dell'Interno. Il primo dato ci dice, ed è naturalmente relativo solo all'affluenza alle urne, che in Emilia-Romagna ha votato il 44,9% degli aventi diritto, in Umbria il 52,94%. Per essere ancora un pochino più dettagliati, in Emilia-Romagna, in provincia di Bologna, si supera lievemente il 50% degli aventi diritto, in tutte le altre province siamo molto sotto, con il record negativo di partecipazione al voto di Rimini, 37,2%. Per quanto concerne l'Umbria, appunto un pochino di più, ma non tanto, 52,69% a livello aggregato, 53,3% nella provincia di Perugia, 50,7% in quella di Terni. Io ricordo che nel 2014 in Emilia-Romagna si toccò il record negativo di partecipazione al voto, se non sbaglio, no? Col 37 e qualcosa per cento. Adesso sono 7 punti in più. Certamente siamo sotto la metà dei votanti. Ho affastellato un po' troppe cose, Marco, per cui ti lascio la parola subito. Sì, allora intanto mi chiedevi del libro, in effetti è stata un po' diciamo che doveva essere una sorta di rendicontazione più pratica dei marciapiedi, delle scuole, delle strade, dei lavori, eccetera. Dei 10 anni che anch'io stavo dimenticando, per cui volevo così lasciare nero su bianco quello che avevamo fatto in quei 10 anni. Poi lavorando alla ricerca delle immagini, in modo particolare delle foto, dei video che ricordassero quelle attività, inevitabilmente sono comparse anche delle persone, delle emozioni, dei ricordi che andavano un pochino oltre il marciapiede, la buca e la scuola, eccetera. E così da un breve commento didascalico che doveva essere quello sotto una fotografia, sono cominciate a comparire dei racconti un pochino più estesi che poi nel tempo hanno preso il sopravvento. Questo ha fatto anche sì che all'interno di queste riflessioni io facessi anche qualche così, riflessione sulle motivazioni che poi mi hanno indotto a fare il sindaco, ad accettare questa sfida che è stata così importante per me, e sono uscite un po' di riflessioni anche legate agli aspetti della politica, cioè al grande dibattito del nostro territorio sul centro-destra, centro-sinistra, o per meglio sul fascismo e sui partigiani, che come sai dalle mie parti, essendo uno dei 3 comuni, Monzuno, che fa parte del parco storico di Montesole, sono sempre argomenti molto centrali. Sì. E così inevitabilmente sono tornati alla luce anche ricordi dei racconti degli anziani, dei genitori, degli zii, dei cittadini che ho incontrato in quei 10 anni, e sono un pochino emerse anche le motivazioni emotive proprio che mi hanno indotto a fare questa scelta. Tra l'altro in quegli anni ho ritrovato anche dei documenti che cito in questo libro che insomma sono molto illuminanti dal punto di vista dei rapporti della politica del territorio, per cui ho ribaltato un po' l'ordine degli addendi, le foto sono diventate solo una trentina per così lasciare anche qualche nota di colore, non solo del testo, e il testo invece ha preso il sopravvento. C'è questo racconto che si intreccia un po' con la mia vita politica personale, e poi vuole anche essere un po' un manuale per chi si accinge adesso ad avvicinarsi all'amministrazione, perché io, avendo fatto anche 14 anni di opposizione, voglio anche che questo libro, per chi lo leggerà, che mi segue magari qui nel mio territorio, serva anche un po' da motivatore per dire si può fare, cioè si può essendo un po' resistenti da un altro punto di vista, diciamo, riuscire a vincere anche in comuni dove apparentemente non sembra impossibile. Quindi riportare un po', come dicevi giustamente tu prima, la politica nelle mani dei cittadini. Io ho sempre detto che la politica deve essere al servizio del territorio dei cittadini e non il contrario, come invece
succede Ecco, mi verrebbe da chiederti, in base alla tua esperienza concreta, tu dicevi, ho scritto questo libro anche per chi si accinge a fare politica. Chi è che si accinge a fare politica oggi? Cosa vedi intorno a te? Intanto però, in mezzo a questa domanda, infilo anche i primi numeri, perché per quello che possono valere, comunque, come sempre, escono i primi cosiddetti exit poll, vale a dire le prime rilevazioni di voto fatte a campione su un tot di elettori all'uscita dal seggio. In sostanza, per l'Emilia Romagna, Michele De Pascale, centrosinistra, viene dato da questi primi exit poll fra il 53 e il 57% contro Elena Ugolini, centrodestra, 39-43. Per quanto concerne invece l'Umbria, è un testa a testa pressoché perfetto, secondo gli exit poll, che valgono in questi momenti quello che valgono, insomma, però insomma, valgono poco, però in Umbria siamo in perfetta parità, 46,5 e 46,5 barra 50,5 per Tesei, 46 barra 50 per Stefania Proietti, che è la candidata del centro-sinistra. Io non so se valga la pena, Marco, commentare questi primissimi numeri, ti lascio la libertà di farlo o di non farlo, perché di solito sono molto poco indicativi. Esatto, infatti l'unico commento che farei, più che un commento, è un auspicio che succeda come è successo con le proiezioni degli Stati Uniti, che poi si sono rivelate assolutamente inaffidabili. Io conto molto su questo, anche perché ho sentito tantissime persone in questi ultimi giorni che erano così, mi dicevano: quando mi hanno chiamato ho dichiarato un voto, poi in realtà so io che cosa faccio. Quindi, oltre alla disaffezione alla politica, credo che ci sia un po' di disaffezione anche per i sondaggi ultimamente, per cui la mia speranza è che poi l'esito dell'urna sia differente rispetto a quello che compare da questi primi dati. Ma ormai ecco, torno allora alla domanda che ti ho fatto prima. Chi è che si accinge a fare politica oggi? Che humus, che clima politico vedi intorno a te? Che tipo di partecipazione, anche da parte di chi si propone sulla scena politica, no? Tu hai avuto un approccio alla politica che è nato anche da una sfida, poi la racconteremo quando racconteremo il libro. Però questa sfida era anche una sfida di dire: io voglio uscire da determinati binari che sono costringenti e cercare di fare in qualche modo gli interessi pratici del cittadino. Quella marcia, quella discesa, anzi a piedi a Roma, è stato l'emblema, dicevo prima, di questo approccio, no? E poi un risultato concreto l'hai avuto, perché tu in quell'occasione hai avuto la stima di tutti, perlomeno diciamo anche chi ti ha controbattuto ha però preso sul serio la tua iniziativa, e già quello secondo me è un risultato importante, perché non eravamo nel campo delle parole o degli slogan ideologici, eravamo nel campo di qualcosa di concreto. Poi, per esempio, mi ricordo Marattin, no? Che era un uomo molto vicino a Renzi all'epoca, anche a livello governativo, l'economista di Renzi, eccetera, eccetera, ti disse: no, guarda, caro sindaco, tu hai sbagliato tutto, le cose non stanno così. Però anche nel controbatterti, diciamo, si entrava in un terreno pratico. Adesso mi sembra che questa lezione qua sia stata un po' spazzata via, devo dire. Non è che l'hanno seguita in tanti, perché siamo tornati a una politica un po' parolaia. Le ideologie sono mezze morte, quindi ideologicamente stiamo a zero. Però le parole sono belle vive al posto dei fatti. Esatto. No, io, tornando alla tua prima domanda e vivendola, dandoti una risposta molto vicina al territorio e alla gente, vedo due categorie di persone. Una percentuale molto piccola che si avvicina alla politica più per interessi personali, prospettive di carriera all'interno dei partiti, eccetera. Invece, in particolare poi nei piccoli comuni rispetto ai grandi comuni, tanta gente, un mare di persone che si avvicinano in chiave più civica per attivarsi a risolvere i loro problemi, quelli che toccano la loro pelle tutti i giorni. Tanto che nei comuni della regione, ma io la vivo chiaramente molto più da vicino qui in provincia di Bologna, sempre di più vincono liste civiche, quindi persone che si attivano per risolvere i problemi del loro paese, della loro comunità. Quindi c'è questa dicotomia, diciamo, questa differenza abissale fra la politica, quella classica che vediamo in TV tutte le sere, piuttosto che la mattina sui giornali, rispetto a quella che è la politica del fare del giorno per giorno. E da noi sta diventando molto importante, perché anche in comuni, faccio un esempio, Pianoro, che era un comune che aveva sempre
visto un'amministrazione di centro-sinistra del dopoguerra. Per la prima volta ha vinto un ragazzo giovane che si chiama Luca Becchiettini del nostro movimento civico, sì, quando fino alle precedenti elezioni era un comune che non era neanche mai andato al ballottaggio, il centro-sinistra vinceva sempre al primo turno. Quindi questi sono piccoli segnali che quando poi i cittadini, quella fetta di cittadini che oggi non è andata a votare, probabilmente ha dato un segnale, ma poi quando deve agire per il proprio territorio, la propria comunità, si mette in pista in prima persona, a prescindere dai simboli, dai partiti e così via. Quindi il civismo farà molta fatica ad arrivare a tutti perché non ha gli strumenti di comunicazione di massa che hanno i partiti, ma quando arriva forte e chiaro perché dà dei messaggi molto, molto concreti, molto vicini alla gente. Probabilmente, Marco, questo spirito civico è molto vivo a livello comunale, no? Fatica a superare questo livello. Esatto. Tu poi te ne chiedo conferma, in base anche ai tuoi 5 anni che hai passato in regione, adesso sei ricandidato, vedremo poi i risultati naturalmente. Dicevo prima con la lista civica a supporto della candidata Ugolini. Però dico, il passaggio, diciamo così, dall'amministrazione e dal livello comunale a quelli successivi, la provincia non esiste più. Probabilmente è stato anche un grande errore eliminare le province per una serie di questioni amministrative, però passare dal comune alla regione si cambia già, secondo me, dimensione ideologica, pratica e del modo di fare politica. Purtroppo dico, perché anche la regione sarebbe un organismo che, diciamo, se fosse un po' innervato, nutrito dallo spirito civico, ne ricaverebbe molti vantaggi, secondo me, no? Ma io devo dirti che in questi 5 anni ho trovato un terreno molto fertile. La difficoltà è stata essere solo, perché ero l'unico eletto della lista, a rispondere a tutte le richieste che arrivavano da tutte le province di tutta la regione. Ma io ho fatto oltre 500 atti amministrativi, 8 progetti di legge, un sacco di attività, quindi un atto ogni 3 giorni ed erano tutti atti che venivano richiesti dal territorio e condivisi con il territorio. Quindi la possibilità di lavorare in chiave molto concreta anche a livello regionale c'è stata. È chiaro che... Quindi, diciamo, sei riuscito a portare lo spirito di sindaco, diciamo, in regione? Assolutamente sì, e tanto che la nostra rete, comunque seppur ancora a livelli molto basici, perché è chiaro che raggiungere più di 4 milioni di abitanti non è facile, però credo che sia un punto di partenza molto interessante che nei prossimi anni, se nuovamente rappresentata, come io credo, in regione e se con una continuità nelle modalità operative, credo che darà dei risultati molto molto interessanti, perché è quello che manca alla gente. Poi è chiaro che in un paese di 5-6 mila anime è facile raggiungere tutti e far passare il messaggio molto rapidamente. Certo. Far arrivare questo messaggio a 4 milioni di abitanti e oltre diventa molto più complicato, però credo che nell'ottica del lavoro, sai che la costruzione delle cose si può fare con dei prefabbricati molto fragili che poi crollano rapidamente, oppure mattone mattone, ci vuole più tempo, ma poi la struttura rimane assolutamente più solida. Ecco, da questo punto di vista, tu ti aspettavi un livello di partecipazione al voto così relativamente modesto, si può dire, insomma, no? Ha votato meno della metà degli aventi diritto. Te lo No, immaginavi? no, io sinceramente insomma, pensavo che ci fosse una mobilitazione maggiore, anche perché diciamo che abbiamo 2 temi in Emilia-Romagna molto importanti, che sono il primo, quello della tutela del territorio, della manutenzione, che è stato un po' anche la conseguenza dei gravi disastri che abbiamo avuto nell'ultimo anno e mezzo, ma in particolare nei mesi scorsi. Quindi ho pensato che questi disastri che abbiamo vissuti, che sono conseguenti dell'abbandono, tu prima citavi le province, quello è stato uno dei motivi importanti, in particolar modo dal punto di vista della viabilità, c'è uno stato di abbandono grandissimo. Io ho la convinzione che prima o poi la gente si renderà conto che dietro c'è una responsabilità politica molto importante per quello che è successo. E poi c'è il tema della sanità, che chiaramente è sfruttato tantissimo in chiave ideologica, ma anche qui dietro, essendo praticamente più dell'80% del bilancio della nostra regione, tutto il tema della chiave organizzativa dei servizi è importante, quindi
ci sarebbe veramente bisogno che la gente si rendesse conto che c'è bisogno di mettere mano a questi aspetti. Finché si continua a premiare una politica che non risponde ai bisogni della gente, è chiaro che è difficile riuscire ad intervenire, ed è brutto che le persone per contestare non vadano a votare. Io in campagna elettorale ho avuto occasione con qualche persona che mi diceva che non andava a votare, e io dicevo: guardate che non andando a votare sostanzialmente premiate lo status quo, perché di fatto è come se votaste positivamente per la situazione attuale. Chiedevo: se non volete votare per noi, andate a votare, votate piuttosto qualche partito della vostra area politica, ma comunque votate, andate a contestare nei fatti mettendo una croce, non dicendolo solo al bar che siete scontenti. Ecco Marco, che campagna elettorale è stata dal tuo punto di vista? Appunto tu dicevi ci sono e c'erano questioni molto pratiche da affrontare, sono state affrontate, sono state discusse, sono state dibattute in campagna elettorale. Che campagna elettorale ne è venuta fuori? Allora, guarda, dal punto di vista della regione completa, dove è stata battuta proprio palmo palmo dalla nostra candidata presidente Ugolini, è stata una campagna proprio su questi temi. E lei ha girato veramente in lungo e in largo tutta la regione, ha incontrato un sacco di persone, un sacco di entità, associazioni di categoria, rappresentanti delle istituzioni, eccetera, eccetera. Io chiaramente per ovvi motivi mi sono concentrato più sulla mia provincia, quindi ho potuto lavorare fianco a fianco con le persone poi con le quali avevo collaborato in questi ultimi 5 anni, ed è chiaro che gli argomenti principali che sono emersi sono stati proprio quelli della concretezza, cioè il fatto che abbiamo una regione molto autocelebrativa e le aspettative invece sono di avere un'amministrazione che sia più concreta, che si attivi più a fare cose pratiche, quindi che si vedano nei fatti, non sempre solo documenti programmatori molto altisonanti, ma che poi dopo vedono ben poco di concreto. E quindi questa è un pochino la chiave di lettura che io do, e infatti la speranza era che ci fosse una mobilitazione maggiore, un interesse maggiore, perché purtroppo invece questo purtroppo non si è avverato, almeno dai dati che stanno emergendo adesso. Sì. Uno per tutti quelli dell'affluenza, ma poi se leggo bene i primi dati che escono, salvo sorprese che potrebbero sempre arrivare, come ho detto prima, non sono così gratificanti, e c'è quasi l'impressione che le persone siano così rassegnate a una situazione che pare non si possa cambiare, diciamo. Secondo gli exit poll siamo 53/57 per Michele De Pascale, centrosinistra, 39/43 per Elena Ugolini, centrodestra. Questo mi riconsegna, da cittadino non dell'Emilia Romagna, diciamo, ma da osservatore esterno, una classica diagnosi che si fa sempre, no? In Emilia Romagna c'è un sistema politico istituzionale che si è fatto struttura vera e propria, economica, sociale e via dicendo. È ancora vera questa narrazione, cioè che la politica che arriva dal PC, PDS, PD, insomma la galassia di sinistra, negli anni ha creato un vero e proprio sistema economico, sociale, istituzionale molto compatto, molto coeso, nel quale gli interessi sono molto consolidati e difficili da scardinare. Qualunque sia il candidato a questo punto della parte alternativa, o chiamiamola centrodestra per capirci. Assolutamente vero, c'è questo radicamento della politica ormai all'interno di tutte le istituzioni anche economiche, il mondo cooperativo, abbiamo delle grandi entità economiche del nostro territorio, all'interno delle quali la politica è molto radicata, e da queste istituzioni ci sono anche l'emanazione dei candidati, chiaramente, quindi diventano molto rappresentativi di quei mondi, ed è chiaro che con meno persone votano, più quei mondi prendono forza e prendono prevalenza. E poi c'è un altro aspetto che si è verificato la volta scorsa in una chiave più forte dal punto di vista rappresentativo con le sardine. Se ricordate, l'altra volta, negli ultimi giorni, ci fu questa sorpresa di questo movimento nato all'ultimo momento con un seguito così importante, che fu quello nella sostanza che cambiò gli equilibri che fino a quel momento si erano creati. Ma se avete fatto caso anche stavolta c'è stato all'ultimo momento il problema della manifestazione a Bologna. Quindi comunque c'è sempre questa modalità di riportare alla luce i temi ideologici per far dimenticare il giorno prima del voto, poco prima del giorno prima del voto,
quelli che sono i problemi veri. Ma secondo te, Marco, i temi ideologici del tipo arrivano i fascisti, ci mandano i fascisti, come ha detto il sindaco Lepore di Bologna, no? Attecchiscono ancora? Sì, ai noi attecchiscono ancora. Anche in campagna elettorale io ho percepito molto questo aspetto. C'è ancora una fascia di persone ancora molto radicalizzata sul pericolo del fascismo, sulla separazione netta fra centrodestra e centrosinistra, e quando questo prevale è chiaro che il fatto di avere il fango in cantina perché non si sono puliti i rii, non si sono riparate le strade, pulite le cunette, puliti i ponti sotto le loro arcate per evitare le alluvioni, passa in secondo piano. Sembra quasi che diventi più importante in prospettiva combattere il fascismo piuttosto che preservare i propri beni e la propria famiglia, paradossalmente. Allora, alle 15:30 abbiamo un piccolo stacco, poi ti rubiamo ancora un po' di tempo, Marco. Marco Mastacchi, stiamo parlando con lui, sindaco storico di Monzuno e consigliere regionale uscente, ricandidato con una lista civica a supporto della candidata di centrodestra Elena Ugolini. Tra pochi minuti chi vuole può anche chiamare in diretta, partecipare alla nostra conversazione se lo desidera, chiamando allo 02 92 94 7222. Se volete mandare dei messaggi via WhatsApp, che poi leggeremo in diretta, 340 6709 659. Lorenzo dalla regia ci avverte delle chiamate e ci gira i messaggi in questione. Intanto i dati fondamentali rimangono quelli lì per il momento, gli exit poll. Sul sito del Ministero dell'Interno ancora naturalmente non ci sono numeri per gli scrutini perché siamo appena all'inizio, quindi dobbiamo affidarci esclusivamente agli exit poll che consegnerebbero la vittoria in Emilia-Romagna al candidato del centrosinistra De Pascale, con una decina barra 5-6 punti di differenza, perché gli exit poll sono basati su forchette abbastanza ampie di percentuali di voto, mentre in Umbria siamo sul testa a testa per il momento. Però diciamo la verità, gli exit poll sono sì indicativi, ma forse fino a un certo punto, quindi staremo a vedere. Intanto, Marco, un'altra curiosità che mi veniva, poi facciamo una piccola pausa, quella delle 15:30, era questa qui. Che cosa ci vuole per scardinare quel sistema di cui si parlava prima e che ci hai tratteggiato sinteticamente poco fa, che governa in Emilia-Romagna? Perché mi sembra che di candidati di diverso tipo il centrodestra ne abbia proposti diversi in questi anni, no? Ci voleva un colpo di teatro, mi viene da dire nemmeno i 5 Stelle nel periodo del massimo fulgore sono stati capaci di tirar fuori il coniglio dal cilindro, se mi passi questa metafora un po' abusata. Cioè neanche quando i 5 Stelle tiravano forte hanno tirato fuori qualcosa di diverso. Mi sembra che alle ultime elezioni poi sono arrivati al 4, adesso non ci sono nemmeno più, mi sembra, no? Sono del tutto scomparsi anche in Emilia-Romagna. Allora, abbiamo una piccola pausa, però poi vorrei capire se esiste un deus ex machina, cioè uno che riesce, diciamo così, a sovvertire le previsioni, a scardinare il regime. Cosa ci vuole? So che tu l'hai cercato per tanto tempo, proprio con quello spirito civico di cui parlavamo prima, un candidato giusto per cambiare, non tanto perché io ce l'ho con quelli là, ma per cambiare, perché cambiare aria e far entrare aria nuova dalle finestre è sempre cosa buona, no? Però devi trovare il candidato giusto. Allora dopo ne parliamo, secondo te qual è l'identikit del candidato giusto, che poi probabilmente può anche perfettamente coincidere con l'attuale candidata Elena Ugolini. Ma voglio capire cosa, insomma, come la vedi tu questa cosa qua, tra poco. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. A voi la linea. Bene, ritorniamo subito qui. Allora, il candidato alternativo al regime, chiamiamolo così, in maniera, in maniera non truce, non cattiva, capito? Però per capirci, chi comanda da tanti anni diventa regime, che lo voglia o no. Non è una connotazione negativa, diciamo, una connotazione da scienza della politica, ecco, mettiamola così, neutrale. Per trovare l'alternativa al regime, chi è che bisogna tirare fuori?
Sì, intanto l'alternanza, a prescindere da chi governa, è sempre importante, perché io dico così, scherzando, si rompono le incrostazioni con l'alternanza, no? Quindi si può come dire, cambiare le cose a prescindere da chi governa in quel momento, per cui è importantissimo. La candidata nostra era assolutamente la candidata giusta, perché i messaggi che ha dato sono stati assolutamente messaggi civici, quindi assolutamente condivisibili sia nel contenuto che nella modalità di approccio, quindi con una moderazione, una capacità di comunicazione molto importante. Però c'è probabilmente stato il problema del tempo. È chiaro che chi governa da 54 anni, nel caso dei nostri avversari, ha avuto 54 anni per costruirsi il consenso, eccetera. La nostra candidata è uscita pubblicamente praticamente in agosto, perché l'ha fatta a fine luglio. Agosto in politica non conta, perché tutti vanno in ferie e pensano ad altro, quindi ha avuto solo un paio di mesi sostanzialmente per far passare il messaggio. Per risolvere questo problema ci sarebbe la necessità di avere un progetto, come ho detto prima. Io, prima di vincere nel mio piccolo comune, ho lavorato 14 anni in opposizione. Adesso magari sono un po' tanti, ho dovuto insistere un po' troppo nel mio caso, però credo che sarebbe necessario avere un progetto, cominciare già da domani a costruire il progetto dei prossimi 5 anni, delle prossime elezioni, magari con una coalizione, un candidato che si faccia riconoscere nel tempo, quindi non che esce all'ultimo minuto, come succede regolarmente da sempre, praticamente nel caso nostro del centrodestra. Quindi servirebbe che i cittadini emiliano-romagnoli cominciassero a valutare il prossimo candidato già nell'operato dei prossimi mesi, quindi che potessero dire sì, questa persona è in grado di fare il presidente, la presidente, o meno, già dall'estate 2025 fino alle prossime elezioni. Marco, un altro tema. Pesano di più, tu dicevi prima, a me fa quasi difficoltà, mi viene quasi difficile pensare che sia ancora così, però pesano ancora i condizionamenti ideologici più antichi, no? Il pericolo del fascismo, il pericolo nero, diciamo così, ancora oggi ha un suo peso. A me sembra quasi incredibile, diciamo, pensarlo, ma evidentemente se tu l'hai riscontrato sul territorio è ancora così. In un'epoca nella quale mi sembra invece tutte le differenziazioni politiche ruotano intorno ad altre questioni, no? Al politicamente corretto, a un determinato modo di intendere i diritti civili, eccetera, eccetera. E quello è un altro versante ancora. E poi c'è la politica più, diciamo, antica, quella, diciamo così, ispirata alla visione degli interessi materiali, non voglio dire marxiana, ma siamo lì, insomma, no? Marx docet. Dobbiamo guardare agli interessi economici e reali dei ceti lavorativi, produttivi, eccetera, per capire la realtà e dove va a finire il voto. Allora, qual è che di questi tre fattori che ha contato di più? Gli interessi economici e il benessere socio-economico, piuttosto che magari anche i servizi, il welfare, cosa dalla regione, eccetera, oppure gli antichi retaggi ideologici, i rossi e i neri, o ancora, diciamo, il politicamente corretto e il parlare fuori dalle righe, che ha giocato un suo bel ruolo invece, per esempio, negli Stati Uniti, no? A livello generale, per spiegare il voto. Oltre alle vecchie questioni di carattere economico-sociale, cioè se uno sta bene o sta male, magari non lo imputa direttamente alla regione, però forse può avere un peso. Sì, qui da noi secondo me c'è stato un po' un mix di questi tre fattori, perché poi dopo anche in chiave ideologica si usano a velocità variabili tutti e tre. È chiaro che da parte nostra si gioca forte anche il fatto che comunque siamo una regione molto forte dal punto di vista economico e produttivo, dove bene o male, nonostante tutto, la gente sta bene, dove bene o male comunque c'è crescita economica, perché la gente lavora e ottiene dei grandi risultati produttivi, economici, eccetera. Quindi alla fine, tutto sommato, si tollera un pochino tutto, e quando si arriva a ridosso del voto si mette tutto appunto in chiave ideologica. Noi, pur avendo delle grandissime difficoltà, abbiamo comunque quella che è considerata la miglior sanità d'Italia, nonostante che quando ci si avvicina
si hanno delle grandissime difficoltà dal punto di vista organizzativo, perché se è una sanità di altissima qualità è altrettanto vero che è difficilissima da raggiungere, perché è organizzata male, con dei tempi lunghissimi, dei tempi di risposta molto complicati, e però alla fine si memorizza più il fatto che era migliore rispetto alle difficoltà che si hanno nel quotidiano, perché questo è un po' quello che accade. E dal punto di vista invece economico, dello stato sociale delle persone, io in questi giorni ho fatto anche un post sul mio profilo, sulla mia pagina di Facebook, perché andando a visitare aziende alluvionate ho visitato una pubblica assistenza nel comune di Monterenzio, e dietro la pubblica assistenza ho scoperto un portone apparentemente anonimo, dentro il quale c'è una piccola aziendina familiare composta di 4-5 persone che produce automobilini in scala ridotta da competizione. Sono campioni del mondo, vincono tutti gli anni il campionato mondiale di questa categoria di automobili, e le costruiscono tutte loro nel minimo dettaglio, persino i motori sono cose che sembrano quasi impossibili. Quindi il nostro genio, diciamo, la nostra capacità italiana di riuscire a inventarci cose, a venire fuori da situazioni particolari. Un'azienda che è stata alluvionata, in 2 giorni hanno ripristinato tutto, avevano 20 centimetri di fango in casa, e dopo 3 giorni avevano già rimesso in pista tutto, ed erano già in una chiave propositiva, erano già disponibili a trovare soluzioni, a guardare avanti, non si sono pianti addosso, erano già pronti a ripartire. E io credo che questo sia diciamo, la nostra grande forza, ma che fa poi sì che una volta superata quella fase si ritorna nella fase del fascismo, si parla di ideologia, di contrapposizione, non più delle risposte concrete che si vorrebbero avere. Toglimi una curiosità, Marco, ma quanto ha pesato l'altro aspetto? Ne parlavamo poco fa, prima del nostro collegamento c'era il collega Pellegrin che parlava di autonomia e di percorso di realizzazione dell'autonomia regionale, che è un altro dei punti del governo centrale, no? Io ho la sensazione che ormai quel capitolo lì sia abbastanza, diciamo, superato nell'interesse comune. Tu che sensazione hai avuto in questa campagna elettorale? Si è giocata qualche partita rilevante su quel tema dell'autonomia regionale o no? No, io credo, guarda, per quello che ho potuto vedere io, sia in chiave di discussione qui in Assemblea legislativa che in chiave più pubblica, diciamo più popolare, l'impressione che siano tutti argomenti molto vicini agli addetti ai lavori, poco sentiti dalla gente. Quindi magari li citano perché sentono gli slogan dei loro leader e li fanno propri, ma non credo che la gente sia preoccupata per l'autonomia differenziata piuttosto che per altri argomenti di chiave ideologica nazionale. Credo che vengano utilizzati. No, dico, questo io te lo dico da federalista autentico, diciamo, perché mi piacerebbe un paese veramente federale. E secondo me è stata un'occasione perduta, perché è diventato, giustamente tu lo notavi, un dibattito ideologico, quello che sarebbe dovuto essere invece un tema molto pratico, perché non si è riusciti a far capire che questo discorso qui poteva essere un discorso molto pratico. È diventato ideologico e quindi ne caveremo ben poco, diciamo così, no? Non è stato un motivo per riorganizzare il paese in maniera più efficiente. È diventato, io ho quella bandiera qui, te mi dai contro perché siamo nemici. È finita lì la storia, insomma, no? Infatti succede così quasi sempre. Io lo vedo anche nelle attività molto più concrete, tipo la scelta su come fare una strada piuttosto che un nuovo progetto territoriale. Io mi sto rendendo conto che ci sono sempre le guerre fra bande, ci sono i progetti di destra e i progetti di sinistra che prescindono dalla qualità del progetto stesso. Se il progetto è mio è buono, se è tuo fa schifo e non lo voterò mai. Ed è chiaro che prevale sempre la maggioranza, anche quando il progetto della maggioranza è scandaloso. Noi qui abbiamo degli esempi eclatanti, partendo dal passante di mezzo, che è una scelta antistorica che stiamo subendo e che tutti i cittadini avversano, però quando arriva il momento di votare, appunto, probabilmente ci si dimentica, piuttosto che a Bologna la città 30, che è stata un'altra cosa che tutti i bolognesi stanno contestando. Ecco, ma infatti, quella roba lì sembrava che dovesse muovere mari e monti, fare incazzare la gente, far volgere il voto da un'altra parte, non è successo niente.
Esatto. Infatti io mi sono detto, Bologna è provincia che rappresenta più del 20% della popolazione, di conseguenza degli elettori della regione, perché 1 milione di abitanti su 4 milioni e mezzo è un numero importante, che sono stati colpiti da una parte nelle zone montane, collinari, eccetera, da frane, alluvioni, eccetera. Il terreno sceso dalla montagna è finito nelle cantine della città, che fino a quel momento aveva vissuto un po' in una situazione di isola felice. Tutti i lavori sulla città paralizzata, passante di mezzo, i lavori del tram, traffico bloccato, tutti arrabbiatissimi. Se sali su un taxi bolognese, chiedi informazioni, inneschi una bomba e senti dei commenti negativissimi, poi probabilmente anche in questo caso ha prevalso l'aspetto ideologico, piuttosto che dire vado e dico il mio parere, una volta tanto parlo anche attraverso le urne elettorali, non sempre solo al bar o dentro un taxi, diciamo. Marco, ti prendo ancora qualche minuto, intanto ricordo il numero per chi volesse intervenire in diretta: 02 92 94 7222, sono tutti lì a guardare i numeri in questo momento, oppure il WhatsApp al 340 6709 659. Ecco, a proposito invece di cose concrete, tu dicevi prima, io ho tenuto per 5 anni una sorta di sportello aperto con gli elettori, no? Con i cittadini, attraverso il Consiglio regionale, il tuo ruolo in Consiglio regionale. Che cosa ne hai ricavato? Che fotografia della regione è venuta fuori da quel tuo contatto diretto? Perché lo trovo estremamente interessante, no? Perché ci sono di solito da una parte le questioni che la politica vuole dettare, l'agenda che la politica vuole dettare, non sempre coincide con quelli che sono gli interessi dei cittadini, i problemi dei cittadini. Dall'altra parte ci sono i media, che a volte sono a rimorchio dei mezzi di comunicazione, a rimorchio della politica e al servizio della politica. Si sta andando sempre più o meno in questa direzione. Non so, o viceversa, non lo so, se la politica è al servizio di determinati poteri economici e finanziari e comunque forti, e per conseguenza anche i media. Però in ogni caso poi c'è il sistema mediatico che ha una sua agenda. Allora, l'agenda del cittadino che tu hai potuto constatare, verificare e toccare con mano quali sono i problemi veri, coincide con le altre due, quella della politica e dei media? No, assolutamente. Allora, ci sono 2 livelli. C'è il primo livello, quello più terra a terra, dove effettivamente la comunicazione, la stampa, eccetera, è più asservita alla politica locale, alla politica del momento. Poi invece c'è il livello più alto, quello che condiziona un po' gli equilibri del mondo, dove cambia radicalmente. Lì ci sono i grandi poteri che condizionano le grandi scelte che poi ricadono assolutamente. Aspetta, perdonami Marco, ma c'è una chiamata, la passiamo subito perché poi la gente si stufa di stare ad aspettare, giustamente, quindi passiamo la telefonata, ma poi torniamo perché mi interessa quale delle 3 agende hai visto che pesa di più e, certo, qual è stata la tua, quella di rapporto diretto col cittadino, che cosa ne hai ricavato? Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, a me piace molto ascoltare più che parlare, era un discorso interessante il vostro. Questa è un'ottima cosa in generale, perché la condivido anch'io, lo dico contro di me, ma la condivido anch'io. Chi ascolta impara, insomma. Allora, io ho tanto da parlare, io sono proprio un analfabeta, però forse avrò le mie strutture ideologiche. Io penso che ci sono delle zone dell'Emilia Romagna, come della profondità della Toscana, che, come disse una volta giustamente Berlusconi, sono il buco nero della democrazia in Occidente. Cioè sono rimasti quella gente del contrordine compagni di guareschiana memoria. Se il partito gli dice che gli asini volano, loro pensano che gli asini volano. Lei si ricorderà, dottor Cainarca, e anche al suo gentile ospite, quello che successe 30 anni fa, va bene? Nel Mugello il PDS, allora si chiamava così, candidò uno degli uomini più a destra e reazionari del mondo, cioè Di Pietro, che è alla destra di Vannacci da un punto di vista ideologico. Lo piazzò al Mugello e quello vinse con una percentuale bulgara. Cioè non hanno alcuna capacità, non gli faccio una critica alla sua regione, anche di analisi, di ragionamento, di discernimento, stanno proprio ancora intrinariciuti di guareschiana memoria, cioè non ragionano. Da questo punto di vista loro sono ideologicamente chiusi. Io penso che non ci sarà un futuro in Emilia Romagna prima di un'altra generazione
devono prima morire ovviamente per morte naturale, se è ben inteso, tutti quegli altri ultra cinquantenni, sessantenni che sono nati e cresciuti, forse i giovani fra 30 anni potranno cambiare la situazione, ma purtroppo loro sono così. Può anche andare l'Emilia Romagna sott'acqua, va bene, praticamente affogata proprio nell'Adriatico. Loro, il partito ha sempre ragione, siamo comunisti, siamo tutti quanti comunisti, e per me l'eccessivo consumo, io lo dico sinceramente, di carne di maiale gli ha completamente bruciato le cellule cerebrali. Perché io ha messo un sacco di carne al fuoco, per rimanere alla sua metafora, il nostro ascoltatore, in maniera anche molto colorita. Marco. Sì. No. L'analisi è molto vicina alla realtà, a parte quella finale della carne di maiale, credo che sia più. Per il resto condivido al 100%. Carne di maiale che fra l'altro io in questo momento non posso mangiare, per cui spero di non questa mia dieta di quest'ultimo periodo mi aiuti a prendere quella deriva. Però è vero, in effetti ha fatto un'analisi molto così sintetica, ma molto vicina alla realtà. E i numeri, se confermati, lo dimostreranno. Mentre invece avere la possibilità di ritornare a lavorare un po' sulla concretezza delle cose, lo diceva bene, ha citato l'ascoltatore, la parola ascolto. Io ne ho fatto un po' il mio stile, la mia chiave politica, diciamo, perché la mia lista di Monzuno si chiama tuttora, perché fortunatamente lì stiamo, nonostante i numeri della politica non ci diano ragione, stiamo ancora amministrando per la quarta volta. Il mio successore ha vinto dopo di me, ha rivinto ancora anche alle ultime elezioni, e il nome della lista era ed è tuttora Dimmi, quindi era proprio in una chiave di ascolto dei cittadini. Però io, come dico sempre, non è sufficiente ascoltare, ma bisogna anche passare all'azione, quindi le segnalazioni che a me sono state date in questi 5 anni in una regione le ho trasformate in atti amministrativi, in attività, ed è anche altrettanto importante dare risposte ai cittadini, anche quando le risposte non sono quelle che i cittadini e le persone si aspettano. Quindi le 3 cose sono fondamentali: ascolto, azione e risposta. Io ricordo che anche quando ero sindaco dovevo a volte dare delle risposte negative ai cittadini, però ricordo bene che al di là della reazione immediata, a distanza poi le persone hanno sempre apprezzato il fatto che la pratica in qualche modo venisse chiusa anche dal punto di vista relazionale, non solo formale, diciamo. Quindi l'aspettativa che i cittadini hanno dalla politica è quella di essere ascoltati, ma poi di avere anche risposte concrete a valle di una attivazione sulla concretezza del problema che loro segnalano. E questo, come sappiamo bene, in politica purtroppo non c'è. Un po' è anche condizionato dal fatto che abbiamo un sistema elettorale nazionale che non dà la possibilità di esprimere le preferenze, per cui i candidati sono più orientati a gratificare il segretario di partito di turno, anche se nell'ultimo periodo non vedo una grande possibilità di rotazione degli stessi, e quindi non guardano tanto più ai cittadini e ai bisogni della gente, ma guardano più ai bisogni del partito, che poi passano attraverso l'espressione del segretario di partito del momento. Per cui è una situazione molto complicata. Non so se sarà sufficiente, come diceva l'ascoltatore, il fatto del cambio generazionale. L'estinzione fisica della generazione. Diciamo. Si diceva anche quando io ero ragazzino, ma adesso ho 62 anni, vedo che le cose non è poi che siano cambiate più di tanto da questo punto di vista, per cui credo che la capacità di trasmissione di generazione in generazione di questo messaggio sia molto... Ecco, ma tornando alla tua agenda, quella raccolta, poi tra poco ci salutiamo, ti lasciamo altre incombenze, magari dovrai seguire proprio anche l'andamento più da vicino degli esiti, sì. Ecco, dicevo, la tua agenda ti ha detto qualcosa di veramente rilevante dal tuo punto di vista, di significativo? Cioè, che bisogni manifestano i cittadini, se vogliamo riunirli in categorie fondamentali? No, sicuramente le due aree che ho citato prima sono quelle principali. Il fatto di avere una sanità più riorganizzata è sicuramente uno dei bisogni primari che manifestano in senso generale. Il fatto di avere... E questo, fammi dire, significa anche che si è capito bene cosa fanno le regioni, perché in effetti la sanità è un capitolo fondamentalissimo della regione. No? Di fatto, appunto, è l'80% del bilancio e di conseguenza dell'attività, per cui
è il punto fondamentale. E in effetti noi in Emilia Romagna, ma credo che sia così molto anche in Lombardia, pur avendo una sanità che funziona molto bene, che è classificata tra le migliori, quindi mi chiedo anche come stiano gli altri che stanno peggio di noi, abbiamo delle grandissime difficoltà, dei tempi di attesa lunghissimi, pronti soccorsi sempre bombati, e quindi è uno dei temi che sicuramente la gente sente di più, ma poi alla fine quando deve valutare si ricorda più il fatto che siamo i primi rispetto al fatto che ci sono delle difficoltà. Poi tu prima citavi il tema delle province, il riassetto istituzionale per noi è stato un disastro, non so nelle altre regioni come stia girando, ma l'abolizione delle province per noi ha significato un abbandono generalizzato del territorio, che poi è stata anche in gran parte la conseguenza dei danni che abbiamo avuto nell'ultimo periodo, perché io ricordo le strade provinciali curate dalla loro struttura provinciale sì. dettaglio, in qualche modo anche forse in misura esasperata, perché c'erano dei momenti dove vedevamo asfaltare strade che forse non ne avevano neanche un gran bisogno, ma erano tenute come dei giardini. Oggi invece, in particolare in montagna, c'è un grande abbandono, si risolve tutto con segnaletica di emergenza, semafori, e si lascia che tutto degradi, con il rischio che ci siano strade che a breve potrebbero addirittura essere chiuse definitivamente perché è quasi irrecuperabili. E di queste cose pare che la politica non si accorga e non intervenga, e supinamente i cittadini queste cose pare che le accettino, perché a questo punto... A questo proposito, Marco, ti giro 3 messaggi che sono arrivati via WhatsApp. Scrive Luca da Brescia. Non trovate che l'astensione non sia non una forma di convalida dell'operato della maggioranza di sinistra, ma piuttosto l'assenza di un'alternativa credibile? Un secondo messaggio: in Emilia vince la continuità, sempre se confermati gli exit poll, tu mi voti, io ti faccio lavorare a qualsiasi livello pubblico e privato. Terzo messaggio: se in Emilia Romagna sarà così, chi è causa del suo mal pianga se stesso, però evidentemente non piange per niente, perché diciamo non è questione di piangere, ma di essere contenti del sistema che c'è fondamentalmente, no? Alla fine, realisticamente. Sì, telegraficamente, citandoli tutti e tre i messaggi, allora, il primo, l'ho detto prima, è vero, manca l'alternativa perché non c'è un progetto di continuità. Come ho detto, secondo me è difficile far passare un progetto in 2 mesi, cioè servirebbe un lavoro di continuità e un lavoro che dura 5 anni, perché poi alla fine il messaggio elettorale è sempre bello, no? Io credo che non ci sia nessuno che dà dei messaggi elettorali brutti, ma a fianco del messaggio elettorale ci dovrebbe essere una sorta di dimostrazione che è un messaggio concreto, e questo è un po' quello che manca all'alternativa qui in Emilia Romagna. Un progetto di continuità che possa dire tra 5 anni, sulla base del lavoro fatto in questi 5 anni, siamo in grado di dire votateci perché abbiamo dimostrato di essere in grado, cosa che io nel mio piccolo ho cercato di fare con i miei 500 atti che ho fatto, ma io rispetto alla coalizione di centrodestra sono un microbo, per cui non ho la velleità di condizionare il risultato. E la continuità sicuramente, il secondo messaggio, anche quello è assolutamente vero, perché lì ci sono tutti i temi che abbiamo anche prima citato, degli interessi, di tutta la rete di potere, di economici, eccetera, che si è creata intorno a questi 54 anni di continuità amministrativa di sinistra. E chi è causa del suo male pianga se stesso, come ha detto, e anche qui devo dare ragione in qualche misura. Anche questo è vero, perché io da civico critico il comportamento dei partiti, che sono mediamente, a prescindere in questo momento dagli schieramenti di destra o sinistra, sono sempre più orientati a rispondere a se stessi che non ai cittadini. Quindi, e anche lì c'è una struttura organizzativa dei partiti che non è più quella che dovrebbe essere, che gli consentisse di arrivare sui territori, ma sono sempre più orientati solo al consenso, al potere personale, in alcuni casi anche di poche persone, e così via. Per cui è una rivoluzione grande che credo che non sarà facile da portare avanti. Io nel mio piccolo, come l'ho fatto nel mio comune, continuo a lottare con passione e con continuità, la speranza che questi messaggi prima o poi vengano capiti anche da chi è in posizioni di potere più alti rispetto
alla mia, quindi che si attivino attività che possono dare dei risultati anche nella prospettiva futura. Allora, facciamo in tempo a prendere una telefonata, l'ultima con Marco Mastacchi, che poi salutiamo e ringraziamo. Sentiamo chi è in linea. Pronto? Sì, pronto, buon pomeriggio direttore, sono Buon Alessandro pomeriggio. Russo da Bologna. Allora, io, visto che adesso si può tornare a ragionare di politica perché ormai il voto c'è stato, chiedo una cosa a Mastacchi. A me pare che su Bologna e probabilmente anche sugli altri territori dell'Emilia Romagna e comunque della nostra nazione, su Bologna la città metropolitana non funzioni. Funzionava meglio la provincia, perché in provincia c'erano dei politici, degli amministratori che si prendevano la loro responsabilità. In città metropolitana ci sono dei tecnici e il tecnico giustamente anche, dal mio punto di vista, non si prende la responsabilità, perché se mette una firma e la sbaglia si trova tutti contro e magari si trova contro anche la Corte dei Conti. Allora, invece che avere meno politica, non possiamo fare un'azione per avere più politica perché la politica decide? Ecco, questa è la domanda. Grazie. Grazie a lei. Marco. Allora, analisi lucidissima e condivisibilissima dal mio punto di vista. Quando avevamo le province, come dicevo prima, io allora ero all'inizio del mio primo mandato, ero sindaco e avevo degli interlocutori tecnici, ma quando non risolvevo con i tecnici sapevo che c'era un assessore dedicato che rispondeva alle mie richieste e che doveva poi tornare sul territorio a chiedere il voto. E mediamente, a prescindere anche dalle ideologie politiche che potevano anche essere distanti, si stava sul pezzo, come si dice in gergo, e si risolvevano i problemi. Oggi la delega politica è data, a parte il sindaco metropolitano che è eletto dalla città di Bologna e rappresenta anche le periferie, che è una cosa assurda anche dal punto di vista democratico. Ma io mi chiedo sempre, lo dico anche ai miei ex colleghi sindaci, come può fare un sindaco che amministra un comune dove se è bravo e si impegna tanto va a letto alla notte sapendo di non aver fatto tutto quello che avrebbe dovuto fare quel giorno per il suo comune, a pensare anche a tutti i comuni della città metropolitana. È materialmente impossibile, togliendo di mezzo anche il tema del commento sulle qualità delle persone. Per cui io credo che sia assolutamente necessario. Questa è proprio una delle mie battaglie che nel mio piccolo sto portando avanti in questi anni, per far sì che si ritorni a riaprire la provincia, che venga riorganizzata, riaperta la politica, cioè la provincia si riporti la politica sul territorio, perché è l'unica strada che abbiamo, perché tanto i costi che dovevano essere la motivazione che stava alla base non sono diminuiti, è cambiato solo che stiamo spendendo male, tanti denari spesi male in macro appalti, in aziende che arrivano da fuori il territorio, fanno intervento e scappano. Noi avevamo i cantonieri che facevano un lavoro di cesello quotidiano, di pulizia delle cunette, di microinterventi che mantenevano stabile il territorio. Oggi, se viene una carriola di terra in una cunetta, c'è un'azienda in appalto che viene a mettere la segnaletica, un'azienda in appalto che viene a togliere la carriola, un'azienda in appalto che viene a togliere la segnaletica, con dei tempi di risposta lunghissimo e dei tempi di una qualità dei lavori bruttissima. Quindi io sono assolutamente d'accordo con il cittadino che è appena intervenuto, che servirebbe veramente ritornare indietro, ammettere che è stato fatto un errore gravissimo e riaprire assolutamente le province. Sono necessarie. Allora, Marco, ti saluto con un ultimo messaggio di Silvio da Torino che ci scrive via WhatsApp: si vede che credono più al cambiamento climatico che non alla manutenzione del territorio. Allora abbandonino quelle paludi ed emigrino. Questa è naturalmente una battuta, ovviamente. Ma non è proprio solo una battuta, ha molta ragione. Questo commento finale sembra quasi un riassunto di tutto quello che ci siamo detti. Ecco, nel frattempo c'è poco da dire sui numeri, perché l'agenzia ANSA in prima pagina c'ha l'exit poll di prima, cioè per quanto concerne l'Umbria, partiamo da lì, parità 46,5, 50,5 per Tesei, centrodestra, Lega, uscente, e 46/50 per centrosinistra, Stefania Proietti. Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, Marco, siamo sempre là.
53-57 per Michele De Pascale centrosinistra, 39-43 per Elena Ugolini centrodestra. Ci sono anche i primi risultati scrutinati, diciamo così, ma siamo su un numero di voti, no percentuale, su un numero totale di voti estremamente basso, perché in tutta la regione Emilia-Romagna siamo a, adesso te lo dico subito, un totale di voti effettivamente, diciamo così, scrutinati 3.700, e su 3.700 voti, non saprei neanche dirti esattamente in tutte le province, ha poco senso, il candidato di centrosinistra è al 50,6, la candidata di centrodestra Elena Ugolini al 46,8, però siamo, ripeto, a 3.700 voti in tutto su 1 milione quanti sono? 3.576.000 elettori, ha votato più o meno la metà, fate voi i conti, quindi non credo che sia molto sensato adesso per il momento, no Marco, prendere sul serio questi numeri qui. Bene. Vale la pena attendere l'esito definitivo che sì, sarà, certo, sarà in fretta, visto i pochi numeri da analizzare. Che sarà, se dicevi, scusa? Dico, visti i pochi numeri, sarà un risultato che avremo in tempi abbastanza rapidi, esatto, vale la pena attendere. Prima di sera avremo il quadro completo. Esatto. Intanto io ringrazio Marco Mastacchi e vedremo se sarà rieletto al Consiglio regionale dell'Emilia Romagna dopo 5 anni da rete civica. Incrocio le dita anch'io, anche se non sono elettore dell'Emilia Romagna, ma per stima nei suoi confronti. Poi ci risentiremo per parlare del tuo libro. E commenteremo anche i numeri definitivi. Così certo, a quel punto commenteremo anche i numeri definitivi. Non volevo fare il sindaco, il libro scritto da Marco Mastacchi sulla sua esperienza di vita e anche di carriera politica e istituzionale. Grazie Marco, noi ascolteremo dopo, per rimanere nel solco, visto che bene o male forse gli elettori dell'Emilia Romagna hanno deciso di rimanere nel solco, Bologna di Francesco Guccini naturalmente, no? Grazie a Marco Mastacchi. Grazie dell'invito, alla prossima, buon lavoro.
e quali saranno le conseguenze della visione sevenaria della politica estera Africa di Donald Trump. Lo abbiamo chiesto al famoso giornalista americo-italiano. Guarda, ti rispondo con una citazione di un film cult che negli anni 70 ebbe subito un immediato successo tra di noi americani. Blinda la supercazzola prematurata con lo scappellamento a sinistra in senso anafestico. O Kamayala, tu mi tradisci, tu dici vinco e invece sparisci. A te la linea. Allora, grazie a Lorenzo, come sempre in regia rimaniamo con le linee aperte e cerchiamo adesso mano a mano di sentire anche qualche commento, per quanto sarà estremamente difficile avere commenti in questa fase, visto che siamo ancora alla conta iniziale. Comunque, vi riporto quello che riporta in home page in questo momento l'agenzia ANSA per quanto concerne le elezioni regionali. Michele De Pascale, siamo in Emilia-Romagna, centro-sinistra 56,8, siamo a livello di proiezioni, l'exit poll ci dice 53-57, per quanto concerne le proiezioni di Elena Ugolini sono ben al di sotto, 39,4% contro il 56,8% di Michele De Pascale per la candidata di centrodestra. Gli exit poll ci dicevano e ci dicono 39-43, le proiezioni si attestano sulla parte più bassa della forchetta di exit poll, cioè appunto il 39 contro 57 per il candidato del centrosinistra. Gli scrutini, per quel che può valere, dicevamo ancora i numeri sono relativamente modesti, vedono comunque in testa a centrosinistra Michele De Pascale 52,60 contro il 44,53 di Elena Ugolini. Per quanto concerne l'Umbria, partiamo dagli exit poll che danno una sostanziale parità con lievissimo vantaggio per la candidata di centrodestra uscente, Donatella Tesei della Lega. In Umbria sarebbe al 46,5/50,5 contro il 46/50 della candidata di centrosinistra Stefania Proietti. Questo dicono gli exit poll. Le proiezioni sono a zero e gli scrutini, anche lì molto parziali, a dire il vero, visto che i numeri sono molto bassi delle schede già esaminate, vedono Donatella Tesei, centrodestra, Lega in testa, 53,5, contro Stefania Proietti, centrosinistra, 44,73. Questo per quanto concerne l'home page dell'ANSA. Sul sito ufficiale del Ministero dell'Interno, il sito di Eligendo, il quadro è questo qui. Per quanto concerne gli scrutini. Per quanto concerne gli scrutini in Emilia-Romagna abbiamo un totale di schede già esaminate che si avvicina alle 15.000 e ci dà questa fotografia al momento. Michele De Pascale, centro-sinistra, 5 Stelle, eccetera, eccetera, 52,61. Elena Ugolini, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e la rete civica di Marco Mastacchi, con cui parlavamo poco fa, 44,42%. Per quanto concerne invece l'Umbria, ci arriviamo subito, il risultato in questo momento, per quanto concerne i risultati di schede già esaminate, vede in testa Donatella Tesei con il 54,7%, Stefania Proietti centrosinistra 43,1%. Però stiamo parlando di un totale di 1.000 schede elettorali su 701.000 elettori, di cui la metà ha votato, quindi 350.000 votanti. Anzi, per essere precisi, in Emilia-Romagna ha votato il 46,42% degli elettori e in Umbria il 52,3%, cioè in pratica in Emilia-Romagna su un totale di elettori che si avvicinano sostanzialmente ai 3 milioni, anzi superano i 3 milioni e mezzo, ha votato il 46%, quindi
grosso modo su 3 milioni e mezzo di elettori, 1.750.000 persone, insomma, sono andate alle urne. Siamo ancora indietro perché abbiamo in Emilia-Romagna 70 sezioni scrutinate su 4.529, 9 sezioni su 1.000. Intanto vediamo se ci sono aggiornamenti. C'è una chiamata in attesa, leggo adesso, quindi la sentiamo subito e vediamo di sentire le prime voci da parte di qualche protagonista politico. Pronto? Sì, ciao, sono Pier, vi chiamo in questo momento, sono Buongiorno. saluto Mastacchi. Dunque, io sono uno dei Young Boys che era di fianco a Giorgio Guazzaloc, quindi molto bolognese come il Mastacchi. Voglio soltanto dire una cosa, per voi queste sono sventole tremende, perché voi calcolate che gli elettori dell'Emilia Romagna sono 4 volte quella dell'Umbria, a cui auguro il bene più bello, e 3 volte e mezzo quella della Liguria. Purtroppo l'Emilia Romagna è l'unica regione del nord che non riesce a scrollarsi. Io non voglio fare il funerale adesso di dosso questa storia tremenda che in parte racconta anche Cuccini nella canzone che ho sentito adesso dal computer, no? Condivido con Mastacchi che bisogna ridare centralità al potere del territorio metropolitano. Non la chiamerei tanto provincia, chiamerei comunque col diritto di votare direttamente da parte del popolo e non con questa elezione di secondo grado che non porta a una responsabilità. Però è veramente incredibile come si svolgano queste cose. Allora vi voglio dare solo un dato, sicuramente Mastacchi lo sa anche lui. Bologna vota con più del 60%, Rimini, dove io adesso vivo a Riccione, vota sì e no col 32-33% di votanti. Quindi se verrà eletto De Pascale, ahimè, verrà eletto con i voti di Bologna, di Ravenna e forse di Reggio Emilia. Quindi speriamo in qualche sorpresa, almeno dal punto di vista elettorale, in tutte le altre province. Vi saluto. Beh, grazie per questo quadro molto dettagliato e questa analisi molto precisa. Poi avremo modo anche di vedere appunto i voti provincia per provincia. In questo momento c'è poco da vedere perché abbiamo ancora pochissimi numeri in questo senso. Abbiamo solo numeri aggregati che però si riferiscono a ben poche sezioni scrutinate sul totale, però poi potremo entrare anche nel dettaglio dei risultati provincia per provincia e anche adesso potremo farlo, ma ha un significato molto, molto modesto. Fate conto che su Bologna abbiamo 10 sezioni scrutinate su 1056. Quindi, però sono 815.000 elettori, quelli della provincia di Bologna, quindi come diceva l'ascoltatore incidono molto. De Pascale 56, Ugolini 40 per il momento, ma sono appunto 1.000 sezioni su 10 sezioni per il presidente su 1.056 e 8 sempre su 1.056 per quanto riguarda le liste nel loro complesso. E anche qui ha poco senso, diciamo, andare a guardare i numeri, anche se questi primi numeri, 707 voti, pensate un po', poca roba su un totale di 815.000, però sono il 42% per il PD, 5 Stelle al 4 e le altre liste a supporto di De Pascale a seguire. Per quanto concerne Elena Ugolini, siamo in quel di Bologna, questo sono indicazioni molto grossolane che però, insomma, qualche cosa possono dire rispetto anche al voto di lista. Nel centrodestra il voto di lista in questo momento siamo 460 voti su 815.000 elettori, quindi poca roba e ripeto 10 sezioni su 1056 per quanto concerne Bologna. Per il centrodestra il primo partito si conferma Fratelli d'Italia 27,4. Il secondo partito è invece la Rete Civica di Elena Ugolini, presidente, e questo diciamo è abbastanza sorprendente, sarebbe se fosse confermato sorprendente perché la Rete Civica di Marco Mastacchi, che abbiamo sentito prima, in questo momento sarebbe il primo partito su Bologna, poi vedremo se lo sarà in tutta la regione, nelle altre province, eccetera. Però 7,4%, Lega 4%, Forza Italia 3,9%.
ma stiamo parlando veramente di percentuali ridotte. Così, per curiosità, andiamo a vedere gli scrutini anche nelle altre province. Abbiamo visto Bologna, così per curiosità vi ripeto, intanto cerchiamo di vedere se ci sono anche dei collegamenti telefonici da fare. Benissimo, mi avvertono dalla regia che dovremmo essere, chiedo conferma a Lorenzo in regia, dovremmo essere in collegamento con Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega proprio a Bologna, se non vado errato, no? Sì, eccomi. Eccoci qua, allora buon pomeriggio, anzi buonasera ormai a Matteo. Stavo cercando di dare qualche numero, ma più o meno mi sembra di essere quello che sta dando i numeri propriamente, perché i numeri in questo momento sono ancora piuttosto parziali, no? Lascio a te però, che sei un politico di professione, di commentarli per quello che si può commentare per ora. Allora qual è la tua prima impressione? Allora, non abbiamo dati diciamo concreti, nel senso che c'è qualche sezione che non abbiamo capito come ha già finito di scrutinare, e dico strano perché in un'ora è difficile, ci sono usi strani, però insomma approfondiamo, e soprattutto perché c'è una grande varietà a seconda dell'area di provenienza. Cioè, mi spiego, come Lega per esempio noi abbiamo numeri molto diversi se vai dalla montagna alla città. Ai comuni dove vai al 4%, come la città, comuni in cui arrivi al 15% in Appennino, dipende dall'area. Viceversa, invece Fratelli d'Italia è molto più egemone, la lista civica al contrario non esiste magari in periferia, è più forte in città, quindi dipende molto dalle sezioni che arrivano, qual è diciamo l'estrazione. Posto questo, il dato generale è che insomma, se sei confermato, De Pascale sembra molto più avanti. Questo è diciamo, una prima conclusione che io traggo da leghista, poi dopo faremo gli approfondimenti del caso, è che quando con la candidata presidente Borgonzoni facemmo il 44%, quindi candidata targata Lega, tutti ci dissero è colpa vostra, abbiamo perso una grande opportunità. Se i dati che escono dagli exit poll sono confermati, il candidato civico fa peggio del candidato politico, e il candidato civico forte fa peggio del candidato politico che qualcuno avrebbe voluto dire debole. Forse il nostro candidato non era debole, e forse bisogna ragionare intorno alla questione del mito del civico. Poi vediamo se questi dati, i primi dati saranno confermati. Se così, allora ci sono dei ragionamenti da fare, perché ci eravamo detti è una lista che serve a drenare via voti al centro-sinistra, e poi invece se drena via voti solo al centro-destra, cosa se ne fanno i partiti di centro-destra di costruirla? Cioè, questa è una domanda politica la mia, perché poi a un certo punto ce la dobbiamo anche fare, perché se dobbiamo spendere risorse, tempo e energie per costruire una lista che poi drena via voti a Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega, e non intacca il bacino degli scontenti del centro-sinistra, allora ha più senso forse concentrarsi sulle proposte politiche, mettere in campo proposte politiche strutturate, senza per forza dover usare la foglia di fico del civico. Poi vediamo se questi dati saranno confermati. Questa è diciamo una prima osservazione che io faccio a caldo. C'è anche da dire, Matteo, che i numeri del 2020 sono molto cambiati, no? Perché tu ricordavi Lucia Borgonzoni aveva preso il 43,6, se non ricordo male, per cento in totale, contro il 51,4 di Bonaccini. Però all'interno della coalizione di centrodestra la Lega era quasi al 32%, 31,9%. 31,95, no? Sì. I rapporti di forza erano molto differenti. Certo, uno potrebbe dire che è la somma che fa il totale, e comunque il totale è diverso rispetto a 4 anni fa, più o meno siamo lì, però insomma è un po' diverso, ancora inferiore oggi, sembrerebbe. Oggi inferiore anche forse perché non abbiamo fatto una proposta politica forte. Infatti non è che dico doveva essere un candidato presidente Lega, però dico non dovevamo aver paura forse, se i dati sono confermati, di fare un candidato presidente politico che magari potesse trainare Lucia, aiutò la Lega ad arrivare al 30 e oltre per cento, perché era un candidato della Lega che ha spinto il centrodestra e la Lega
si sarebbe potuto fare la stessa operazione, forse col senno del poi, un candidato forte magari di Fratelli d'Italia a trainare Fratelli d'Italia e di conseguenza il centrodestra, senza però come dire, snaturare o comunque andare ad azzoppare le altre liste, perché poi Lucia non andò ad azzoppare Fratelli d'Italia e Forza Italia, che si sono espressi al meglio, e liste civiche sostanzialmente non c'erano, eppure il risultato fu, ripeto, tanti fino a ieri ci dicevano, vedete adesso andrà diverso perché non c'è il candidato vostro ma c'è il candidato civico. Se questi numeri sono confermati, vuol dire che l'analisi politica di chi si poneva in questi termini era sbagliata. Poi non sto dicendo allora la soluzione per vincere è questa, sicuramente alternativa, ma dico non dobbiamo spaventarci di mettere in campo proposte politiche, ovviamente non necessariamente ideologiche, ma fondate sui problemi concreti delle persone, sui problemi che vivono ogni giorno i cittadini, anche perché non più tardi di 3 mesi fa nella provincia di Bologna, che è la più rossa dell'Emilia Romagna, i numeri dei comuni amministrati da amministrazioni dichiaratamente di centrodestra sono aumentati, con proposte politiche amministrative differenti rispetto a quelle che uscenti. Quindi abbiamo avuto più comuni alla fine della tratta elettorale governati da sindaci di centrodestra con la tessera di partito in tasca, alcuni Lega, alcuni Forza Italia, alcuni Fratelli d'Italia, sostenuti da una maggioranza di centrodestra senza dover utilizzare, quindi questo ripeto in una provincia in cui la maggioranza è di centrosinistra, almeno diciamo sulla carta e sulle votazioni, però non bisogna spaventarsi di fare la proposta politica, secondo me. Poi vedremo più avanti quando i numeri saranno più approfonditi, ecco. Certo che diciamo questo ragionamento si può fare solo a posteriori, sia nell'un caso che nell'altro, no? Sia nello scenario del 2020 che in quello di oggi si può ragionare solo a posteriori. Se e allora questo non significa veramente quello che dicevamo poco fa con Marco Mastacchi, che tu conoscerai, no? Che la sua lista civica sembrerebbe essere non andata malissimo. Comunque al di là di questo, che non significa che proprio c'è un bel regime ancora bello solido, duro da abbattere. È una parola forte, regime, nel senso che se non convinciamo i cittadini a venire a votarsi, è regime? Se faccio una domanda, diciamo, da centrodestra, cioè non è un regime che impone alle persone di rimanere a casa, cioè forse. Poi è chiaro, non è il singolo candidato consigliere o la singola lista che da sola può cambiare le cose. Se però c'è, secondo me è diverso, c'è una tradizione politica forte del centro-sinistra, dettata da ragioni storiche, da ragioni culturali, da una concentrazione di risorse pubbliche in ambiti educativi o culturali tali da sicuramente influenzare il pensiero delle persone, e questo c'è. Poi noi dobbiamo, secondo me, con la pazienza e il lavoro costante, quotidiano, politico-amministrativo, fare sì che le persone possano decidere progressivamente di fare scelte diverse. Sta in parte dovuto a fattori esterni, in parte dovuto anche, secondo me, a noi. Ti faccio un esempio di Bologna, città, no? Io sono ovviamente capogruppo di città, ho vissuto molto la città, no? Vivo molto la città, vivo anche tanto la provincia, però ho calda ancora la memoria della campagna elettorale in cui sono stato eletto. Lì abbiamo proposto per una città da 400.000 abitanti un candidato sindaco ad agosto per elezioni che sono state il 4 ottobre. La reazione dell'elettorato è stata, in larga parte, anche dell'elettorato scontento di centrosinistra, è stata: a voi non interessa vincere Bologna. Per cui io con fatica sono riuscito a portare al voto tante persone per la Lega, sono stato eletto, primo degli eletti, eccetera, la mia piccola parte l'ho fatta, però comunque il messaggio generale è arrivato da parte di tanti cittadini, è stato questo, è stato però voi vi presentate a 2 mesi dal voto, quindi
non ci tenete, cioè per convincere l'indeciso e convincere lo scontento a votarti, tu non devi essere solo alternativo, tu devi dare proprio una sensazione strutturale di credibilità e affidabilità, che non vuol dire che non si è credibili, è una cosa diversa, o affidabili, ma dare anche la sensazione, perché tu puoi essere affidabile e credibile, ma chi non ti conosce non si fida. Quindi nel tempo devi cominciare a strutturare, costruire proposte politiche che siano sempre più credibili, e questo vediamo come andrà. Se perdiamo significa, tradotto, non abbiamo fatto, ci rivediamo tra 1 anno e mezzo per le elezioni comunali di Bologna, che sono a fine 26, e poi nel 2000 tra 4 anni e 6 mesi per le prossime elezioni regionali, per vedere cosa fare. Questo significa, questo lo dico adesso come in veste da vice segretario provinciale della Lega, con una linea politica che condivisa tutta la segreteria, cioè vuol dire a dicembre sedersi al tavolo con gli altri partiti e dire: ok, è andata così, ora per la città di Bologna vogliamo ragionare politicamente su cosa fare 2 anni prima, invece che aspettare l'estate precedente, e poi nel mentre, bene, se saremo all'opposizione, come muoversi all'opposizione, come strutturare in questi 5 anni un percorso politico nelle diversità politiche, perché la Lega è un partito autonomista, Fratelli d'Italia è più centralista, Forza Italia è più liberale, strutturare un percorso per quanto possibile sinergico di coalizione e dei vari partiti, che ci porti tra 5 anni a presentarci alla cittadinanza come siamo una valida alternativa per governare la regione, un'alternativa politica che peraltro governa altre 16 regioni, quindi non è che stiamo parlando del Partito Comunista, no? Che non governa nulla, stiamo parlando di una coalizione che governa la gran maggioranza delle regioni del nostro paese. Quindi in questi 5 anni strutturi un percorso che ti presenta la cittadinanza come un qualcosa che poi arriva a conoscere. Questo è un altro elemento che pongo sul piatto a caldo. Ovviamente valutazioni di piede le puoi fare solo a posteriori, e le puoi fare con una lucidità successiva, no? Che arriva a spoglio concluso, che arriva anche da fermi. Matteo, tu hai ancora qualche minuto, perché ci ha raggiunto Giovanni Sallusti in diretta, però abbiamo necessità di fare, lo saluto intanto, e abbiamo necessità anche di fare una piccola pausa, però il ragionamento molto empirico. Giulio, ciao a tutti. Ciao Giovanni, il ragionamento molto empirico che tu stai facendo mi sembra degno di essere sviluppato ancora per qualche minuto, se ci sei, tra pochissimo. Volentieri. Allora ci sentiamo tra poco. A tra poco. Lasciami qui, lasciami stare, lasciami così, non dire una parola che mi sia d'amore, per me, per la mia vita, che tutto quello che ho e tutto quello che io ho e non è ancora finita. Dopo Guccini non potevamo fare altro che mettere i CCCP, fedeli alla linea, Giovanni Lindo Ferretti, anche se ormai è passato lui da tutt'altre parrocchie. Comunque, Giovanni, vero.
abbiamo con noi ancora per qualche minuto. Lo ringrazio perché credo stesse facendo un ragionamento molto empirico, Matteo Di Benedetto, no? Che si occupa di Bologna, non solo perché sei vice segretario, no? Quindi volevo che magari insieme facessimo un completamento di questo ragionamento anche alla luce dei primi numeri, perché io sto vedendo qui, sono grossolani, sono relativi, sono parziali. Ci facevi riferimento anche tu prima, Matteo, no? I risultati ci dicono per il momento che Fratelli d'Italia, qui stiamo parlando a livello di liste, Fratelli d'Italia meno male tiene il suo range. Tutti gli altri, Lega, Forza Italia e Rete Civica di qui sopra, sono lì intorno al 5-6%, insomma, no? Ecco, c'è qualche osservazione da fare a questo proposito, se entriamo nel discorso dell'analisi del voto per lista? Ma ti chiedo, è un dato regionale o è un dato che non ce l'ho sotto? Ecco, questo qui che sto citando adesso è il dato di sintesi regionale, su tutta la regione, però stiamo parlando di 200 sezioni, perché ho fatto il refresh in questo momento sul sito del Ministero dell'Interno. Stiamo parlando di comunque 230 sezioni su 4.259. E la fotografia è questa qui, Fratelli d'Italia 26,5, Forza Italia 6 e qualcosa, Lega 5,7, Rete Civica 4,6. Questa è la fotografia attuale, ripeto, 230 sezioni su 4.529. E non so per la tua Bologna, se vuoi ci diamo un'occhiata velocissima. In questo momento sono però molto poche le sezioni scrutinate, 26 su 1000, 27 su 1000, e ci danno questa fotografia qua. Fratelli d'Italia 19, Rete Civica 5,9, Forza Italia 3,5, Lega 3,3. Matteo. Vediamo, nel senso che noi abbiamo fatto un lavoro comunque importante. Vediamo quali saranno i dati definitivi, sicuramente avremo un ridimensionamento nel Consiglio regionale, a maggior ragione se saremo all'opposizione, e poi a quel punto a maggior ragione bisogna capire come ripartire, non solo come partito ma come centrodestra, perché se la somma che tu fai è inferiore addirittura alla sommatoria dei partiti a livello di sondaggio politico, vuol dire che non sei riuscito in alcun modo a uscire dal centrodestra, cioè a portare nuovi elettori al centrodestra e a uscire da quello che è il perimetro ordinario dell'elettorato del centrodestra. In una regione che storicamente ha maggioranza centro-sinistra significa perdere. Questo ce lo dovremmo dire, perché tante persone erano convinte che, appunto, come ti dicevo, una scelta di un certo tipo avrebbe portato un elettorato scontento del centro-sinistra, che a maggior ragione, brutto ma così lo dicevano, dopo l'alluvione tante persone avrebbero deciso di dare un cambio alla guida della regione, e invece questo, se questi dati, ma anche leggermente differenti, perché secondo me adesso ne abbiamo i dati della città, dove il centro-sinistra è più forte, e man mano che arrivano i dati della provincia, che per esempio sulla provincia di Bologna pesa per i 2/3 della popolazione, cambieranno, perché ti accennavo ai comuni governati dal centrodestra. Noi abbiamo, per esempio, sparo un nome, Vergato, sindaco della Lega, governato dal centrodestra, con il centrodestra al 70%, in questo momento dubito che siano arrivati i dati. San Giovanni Persiceto, sindaco di centrodestra, il centrodestra al 75%, non credo siano arrivati i dati, e così via. Si tratta della città, quindi probabilmente andremo meglio, non so dirti di quanto, se però non andiamo oltre quel 44% delle domande dobbiamo farcele, e penso sia opportuno poi strutturare già una strategia di coalizione e di singoli di partiti per anche aumentare il volume del lavoro sul territorio, oltre che ragionare su le strategie pragmatiche da mettere in campo. Però è sicuramente indubbio che bisogna fare in maniera significativa sul territorio, e poi magari anche dei ragionamenti di dialogo a livello romano, come raccordare anche il lavoro che si fa a Roma con quello che ancora meglio con quello che accade sul territorio. Però sono tutti elementi che vanno messi in sistema più avanti, secondo me. Cioè, una volta che
Sì. Le bocce sono ferme e i numeri sono fermi. Io sono abbastanza convinto che un elemento dirimente, come ti dicevo prima, è quello di non solo essere credibili e seri, ma riuscire con la continuità del lavoro nel tempo a trasmettere questa credibilità e serietà, perché sia percepita anche dall'elettorato scontento, che comunque io rimango convinto essere una larga parte, perché anche con persone di centrosinistra è molto difficile, per esempio a Bologna, trovare qualcuno che dice io ho votato quel sindaco, oppure io ho votato quel partito, poi però una persona su due li ha votati, quindi vuol dire che tanti votano PD, ma non sono così contenti della loro scelta, tanto che preferiscono glissare e magari dire che non hanno votato. Allora, Giovanni. Sì, no, quello che ci sta dicendo Matteo è interessantissimo, secondo me si lega a quello che in questo momento è, a mio giudizio, uno, diciamo, dei macro temi, no? Il famoso sistema Emilia. E su questo rilevo due, secondo me, diciamo, fallacie uguali e contrarie, no? Una, vabbè, la sto vedendo prima di entrare in trasmissione con voi, guardavo le varie maratonine, e c'è già tutta una gran cassa mainstream che sta celebrando una non notizia di fondo, perché la vittoria del centrosinistra in Emilia è una non notizia. Addirittura De Angelis dell'Huffington Post stava dicendo sulla 7 una disfatta, da cui il centrodestra esce devastato. Beh, insomma, mi pare un eccesso. Io capisco che devono rifarsi della vittoria di Trump, ma mi pare un po' un eccesso di ottimismo. Dall'altro però si rischia di, come dire, adagiarsi in questa lettura, no? C'è il sistema Emilia, come dire, cosa che non possiamo permetterci anche per una banale questione di logica. Cioè, proprio qui che si è sempre difeso la libera espressione sovrana dell'elettore, no? In tutti i casi in cui ha contraddetto le aspettative di loro signori, ora non possiamo, come dire, no, limitarci a un fatalismo per cui l'elettore emiliano si adagia sul sistema Emilia. Dovremmo capire perché. Allora, volevo proporre una chiave di lettura, poi mi interessa sapere cosa ne pensa il nostro ospite, che è molto più ovviamente conscio della storia e dell'attualità del territorio. Va forse un po' capito il sistema Emilia secondo me, insomma, visto che me ne sono occupato per interesse personale, è una cosa, ora non voglio farla troppo lunga, ma è una sorta di patto tra il partito, la vecchia ditta, no, e il sistema economico emiliano, una cosa che risale addirittura a Togliatti, se proprio vogliamo. C'è un famoso discorso su il ceto medio e l'Emilia Rossa. Ma il patto sostanzialmente che fece il PC è un po' questo, cioè noi ci esercitiamo nella retorica, come dire, comunista, post-comunista, sinistrossa e via dicendo. Quello è retorica. Poi sappiamo che l'Emilia funziona, no? Che il tessuto economico emiliano funziona, che l'imprenditoria emiliana funziona. E la lasciamo funzionare, anzi il nostro interesse è che funzioni. Ne costruiamo però una versione, come dire, ritagliata ad hoc sulle esigenze del partito, no? Da cui la prevalenza del sistema cooperativistico, da cui la forte compenetrazione tra diciamo la politica e l'imprenditoria, una sorta di capitalismo anomalo funzionale agli interessi del partito. Così facendo, cioè, l'Emilia ha funzionato grazie agli emiliani, no? Nonostante la politica, e quindi c'è una sorta di effetto trascinamento. Volevo sapere dal nostro ospite se gli suona questa lettura sommaria che ho fatto ora e come si rompe questo trascinamento. Ma se posso, sicuramente sì, suona. Io vedo cose che voi non romagnoli non potete neanche immaginare. Faccio l'esempio, non so se sono arrivate a voi le voci, le narrazioni del famoso People Mover di Bologna, no? Il servizio di trasporto che va dall'aeroporto alla stazione centrale, costruito in buona parte con soldi pubblici, regione e comune, che è gestito da una società che è partecipata da 4 cooperative, e quindi in realtà una scatola creata dopo per gestirla, e assegnata con un contratto capestre di 33 anni che è stato allungato di alcuni anni col Covid, che prevede una garanzia di 2 milioni di euro di incasso per la società, che vengono ripianati dal pubblico se non arrivano dei biglietti. Cioè, se propongo una cosa del genere in un'altra città anche di centrosinistra, mi chiedono se sono capace politicamente. Ovviamente è una domanda politica la mia, però un filo irrituale, possiamo dire che è un filo irrituale, diciamo. C'è un sistema qua da noi, sì, qualcuno ti dà, magari ti fa lo spazio sul giornale, ti votano contro l'ordine del giorno,
ma poi finisce lì, perché tutto sommato è una cosa che può capitare ed è percepita come sì, è un sistema che c'è, vero, non c'è solamente nel centro-sinistra, non vuol dire che ci sia anche nel centro-destra, però noi abbiamo una struttura molto presente di cooperative bianche, noi abbiamo anche realtà con altre matrici storiche in termini politici che però poi si sono tradotte in presenza economica sul territorio, è molto variegato, è un elemento. Non credo che sia solo quello, cioè non è solo la forza economica che permette al sistema partito e al partito di sopravvivere o di dominare in maniera egemone in alcune situazioni. Secondo me è una sommatoria di fattori, c'è quello anche culturale, nella misura in cui tu hai associazioni, enti del terzo settore, scuole che propugnano determinate ideologie piuttosto che insegnano come verità alcune posizioni politiche, hai tutta una struttura che non significa che però non possa essere smantellata, però perché tante persone comunque anche che lavorano all'interno di questo sistema, che vivono all'interno di questo sistema, sono scontente. Io ne sono convinto perché lo vivo ogni giorno per strada, incontrando le persone nei piccoli come nei grandi comuni. È possibile ribaltarlo nel breve termine? È una domanda che non è detto che abbia risposta positiva, però sono forse romantico in questo senso nella politica e sono convinto che costruendo proposte serie e avendo credibilità nel corso del tempo sia possibile. Non lo vedo perché, partendo dal piccolo, no? Comuni che per la prima volta, per via di evidenti incapacità amministrative o scarsezza amministrativa del centro-sinistra, sono stati vinti dal centrodestra. Dopo la seconda volta, la terza volta, il centrodestra non è che ha rivinto a Bologna ce ne sono diversi, non è che ha rivinto con le stesse percentuali. Il comune che ho detto prima, Vergato, la prima volta l'abbiamo vinto col 50,06% di pochi voti proprio, e poi confermati al riconteggio, insomma è andata bene. La volta dopo col 70%, San Giovanni Persiceto che ho nominato prima, un comune storicamente rosso, la prima volta che abbiamo vinto col 51%, la seconda volta col 75%. Potrei fare l'elenco di comuni che una volta che il centrodestra riesce per il rotto della cuffia a vincere le elezioni, anche perché si è messo in campo una proposta politica percepita sufficientemente come seria da parte dell'elettorato, non che non lo fosse già e non che non lo siano quelle che hanno perso, secondo me, ci tengo a sottolinearlo. È bastato per vincere e poi dopo si è tradotto semplicemente in una normale magari amministrazione, però spoglia da tutte quelle dinamiche, no, di prelazione, di assegnazione, di bandi magari strutturati in un certo modo, eccetera, fattore che ha permesso di liberare energie e risorse altrimenti vincolate a questa dinamica e quindi ha permesso una migliore amministrazione e quindi poi ha anche liberato un certo tipo di voto, nel senso di voto proprio libero, di svincolato da determinate dinamiche. Tu è una dinamica che in maniera lenta ma progressiva la vedi aumentare. E ti faccio sempre l'esempio della provincia di Bologna, che è quella che vivo, quindi io penso che sia possibile strutturare percorsi politici alternativi per la nostra regione. Altrettanto convintamente ritengo che sia necessario cominciare a pensare strategie politiche di medio e lungo termine, di non affrontare l'elezione di volta in volta, di non aspettare 6 mesi prima, 3 mesi prima e 2 mesi prima per scegliere il candidato sindaco, per esempio, ma di cominciare veramente a strutturare dei percorsi per la nostra regione. Se non riusciamo, è vero che c'è il risico, no? Dei candidati sindaci, perché c'è Milano, Roma, Napoli, Bologna insieme, altre tantissime città insieme, per cui gioco forte, ci sono gli equilibri politici, ma tu mi metti il veto a Roma, quindi io poi te lo metto di là, quindi quest'altro non va bene a Milano. Ci sono delle dinamiche politiche
necessarie per alcuni aspetti, perché gli equilibri politici all'interno della coalizione devi tenerli, è quello che permette al centrodestra di governare l'Italia, e su questo siamo d'accordo. Però dall'altra parte dico, se non fai dei percorsi politici di medio e lungo termine, passando anche dalle persone, perché devi anche investire sulle persone, permettere alle persone di lavorare, eccetera, è difficile uscirne. Secondo me è la via principale questa qua. Poi ci dirà la storia se ci sarà modo e qual è. Senz'altro. Ci ha dato molti spunti, no, il nostro ospite Giulio, ha messo sul tavolo veramente molto materiale. Io ne unisco solo due, e poi vi rilascio la chiacchierata. Uno, il lavoro culturale a cui ha richiamato nel suo ultimo intervento, no, spiegando come non può essere scisso, cioè una nuova visione della società e dell'economia emiliana non può essere scissa da un controlavoro culturale rispetto a chi ha dato le carte in tutto il dopoguerra, diciamo. Questo lo unisco a una constatazione di fatto che ci ha ricordato Matteo, e cioè che diciamo è andata più o meno uguale sia con una candidata fortemente identitaria da un punto di vista politico, come la Borgonzoni, che anzi al momento sembra andata un filo meglio all'epoca, e sia con una candidata invece di forte impronta civica, come la Ugolini. Allora probabilmente, diciamo, questi due aspetti si tengono, cioè se non viene prima dissodato il terreno culturale, se non si tenta, questo è un po', se vuoi, una falla che riguarda il centrodestra nazionale e la sua storia, ma che in Emilia si aggrava doppiamente visto che il campo di gioco è molto sfavorevole. Cioè se non si fa prima una sorta di lavoro di controegemonia, per usare il linguaggio gramsciano, no? Se non si va a sfidarli anche su quel terreno, diciamo, si ragiona solo sulle figurine, nel senso buono, erano due ottime candidate, ma non c'era questo lavoro a monte, allora poi, come dire, ti perde sia la figurina politica sia la figurina civica. Ecco, questo mi sembra un aspetto da non sottovalutare. Non so se è ancora con noi Matteo Di Benedetto. Sì, ok, non pensavo di avere la possibilità di intervenire, colgo la palla al balzo, allora lo faccio, è verissimo, è necessario procedere in questo senso, è necessario, dico anche questo, non avere paura di farlo, perché spesso c'è questa paura proprio di posizionarsi in termini culturali, che non significa a destra, significa semplicemente in maniera difforme rispetto a quella che è la narrazione dominante in una certa area geografica, in termini generali come su specifiche tematiche, e quindi spesso lo si fa in sordina, lo si fa solo in determinate circostanze, lo si fa senza magari dare anche una voce mediatica, perché no, all'evento culturale, all'incontro di approfondimento, perché da una parte, soprattutto nelle città, tu vivi una dimensione proprio anche violenta di contrapposizione al pensiero divergente. Faccio un esempio forte, però un esempio che ho vissuto non più tardi di pochi giorni fa. È vero che lui è la figura divisiva in antonomasia in questo momento, ma viene Vannacci a Bologna, viene in Appennino, quindi in montagna, a 1 ora e mezza di macchina dalla città con 2 gradi, perché è importante questo elemento, perché c'è della gente che prende la macchina, va fino in montagna con 2 gradi per protestare fuori dal luogo deputato allo svolgimento dell'evento e pesta le persone che provano a entrare. C'è una mia consigliera comunale che è stata malmenata, strattonata, aggredita, perché stava cercando, adesso andremo a fare denuncia, la notizia è già uscita anche sulle testate locali, semplicemente perché stava entrando e non aveva letto il messaggio che diceva entrate dal retro perché fuori ci sono, cioè succede anche questo, quindi da una parte c'è una contrapposizione violenta, dall'altra parte c'è anche una paura però proprio di proporre modelli alternativi, forse perché si teme di non riuscire a reggere il confronto dialogico magari, o una dimensione di dialettica pubblica, quando invece spesso e volentieri le posizioni che tiene anche pubblicamente il centrosinistra a Bologna sono talmente tanto estreme da essere al di fuori del perimetro della razionalità nel loro fondamento, di andare
proprio a pieno dentro il campo dell'ideologia, cioè senza presupposti, cioè con violazioni palesi del principio di identità non contraddizione, con negazione della biologia, quando si parla di temi scientifici, cioè ce n'è veramente di ogni per avere gli strumenti per anche resistere, no, a una contrapposizione culturale che potrebbe venire di contro a una tua proposta, però bisogna avere anche il coraggio di farlo, e secondo me anche su questo hai ragione, dobbiamo muoverci come forze politiche, sì, ma proprio anche come sostrato civile in questa direzione culturale. È necessario per sdoganare posizioni che ormai sono semplicemente posizioni razionali, di base, che nella rossa Emilia-Romagna, ancor di più a Bologna, vengono negate perché si sono raggiunti picchi di ideologia altissimi, però proprio questi picchi ci garantiscono di poter interloquire anche con chi nasce come elettore di centrosinistra, sottolineo, non di sinistra. È possibile aprire un dialogo con nuove fasce di popolazione proprio perché la sinistra dominante oggi in Emilia-Romagna si è ideologizzata, si è estremizzata molto, ricorda un po' quello che accade negli Stati Uniti, e quindi tu hai la possibilità, no, di parlare anche a tante nuove persone partendo dalla realtà. Però è una sfida che secondo me dobbiamo essere in grado di cogliere. Partendo dalla realtà mi pare un ottimo slogan nel senso migliore, perché poi ha ragione Matteo, le cose anche macro che sono successe nella politica internazionale, in primis il fenomeno Trump, a mio modestissimo giudizio incarnano un po' la rivincita della realtà sull'ideologia, quindi l'auspicio è che questo avvenga anche in terra emiliana. Io Giulio ti ripasso la linea per la nostra diretta e il nostro speciale, ci aggiorniamo successivamente. Grazie mille anche a te Matteo. A più tardi, Grazie a voi, Matteo. buona Prima serata. di salutarci ti giro un paio di messaggi un po' provocatori che sono arrivati via WhatsApp. Il primo, mi sembra che in Emilia-Romagna la Lega sia sparita così come in Umbria, fagocitata dai fratellini d'Italia. Che bello sentire il rumore delle unghie sugli specchi, scrive un ascoltatore che non credo sia un elettore leghista, però scrive questo. L'altro messaggio è questo qui da Maurizio. Francamente sono stanco di sentire il giorno dopo che occorre partire molto prima con candidati forti di immagine. Non l'abbiamo fatto neanche a Milano fino ad un mese prima o Roma-Verona. I responsabili locali mai messi alla verifica. Importante è dare ragione al segretario del momento senza contributi critici al leader, scrive Maurizio. Cosa dici Matteo? Che il dato locale sicuramente soffre una dimensione nazionale, su questo non ci sono dubbi perché è un fenomeno trasversale in tutta Italia. Noi i congressi li abbiamo fatti da poco, abbiamo avuto sicuramente un cambio di rotta, sono momenti di dialogo interno al partito che si sviluppano in una maniera fisiologica e sicuramente ci saranno nella Lega. Poi, posto questo, è altrettanto innegabile dire che, lo sappiamo tutti, non dipende solo da una questione di specifica proposta buona o impegno o meno dei candidati, anche perché se uno prende l'impegno, noi abbiamo consiglieri che lavorano, faccio un esempio, dico il mio perché so i numeri, il terzo consigliere comunale che si è impegnato di più su Bologna come numero per esempio di proposte di ordini del giorno ne ha presentate 200 in 8 anni, il secondo 230 in 13, il primo 345 in 3 e sono io, ed è un approccio Lega, quindi un lavoro quantitativamente gigantesco con sul territorio molto forte in termini proprio di attività, di problemi risolti eccetera, però c'è un'onda nazionale per cui come prima tanta gente votava Salvini perché voleva votare Salvini indipendentemente dalla proposta che Salvini faceva. Salvini poteva dire il cielo è viola e 2 più 2 fa 5, che tante persone dicevano magari 2 più 2 fa 5 perché si erano politicamente innamorate di lui, perché per tante ragioni. Adesso tante persone allo stesso modo seguono la Meloni, è una questione di trend. Prima c'erano altri partiti, c'è stato il momento di Renzi, è fisiologico nella politica questa dinamica, sarebbe bugiardo dire
che dipende solo Sì. dal mancato lavoro di un determinato partito, sarebbe proprio irrealistica come affermazione. Poi uno può dirlo perché gli piace accanirsi su una determinata persona, però rimane una valutazione che io non condivido. Allora, io ringrazio davvero per questa lunga conversazione, anche in Grazie a anticipo voi. rispetto ai numeri veri, però tanto più pregevole anche per questo. Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega Bologna, vice segretario della Lega in Emilia. Grazie A Bologna. Matteo, e a risentirci presto e buona serata voi. comunque, grazie. A voi. Allora, facciamo una piccola pausa adesso, Lucio Dalla. Direi che ci può cadere bene Dark Bologna, dark in tutti i sensi.
Ma che aria tira nel nuovo mondo? Non è che adesso che ha vinto il vecchio trombone si torna alla vecchia canzone? Lo abbiamo domandato al famoso giornalista americo-italiano. Siamo i ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, immaginiamo lontano, troppo lontano, finché la midterm cambierà, finché qualcuno ci darà una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci arrenderemo, non ci fermeremo. Kamala Harris, ricandideremo. Allora, certo che il nostro amico giornalista americo-italiano, famoso giornalista americo-italiano, ci fa veramente, ci apre nuovi orizzonti ogni volta che lo sentiamo. Intanto, torniamo al dunque della nostra trasmissione elettorale, che poi proseguirà, avrà uno scivolamento ancora più sostanzioso, presumo, per via dell'arrivo dei numeri reali in Zoom con Antonino Danna. Vi passo quello che ci sta passando l'agenzia ANSA in questo momento e poi andiamo sul sito del Ministero dell'Interno. Dunque, sull'agenzia ANSA abbiamo exit poll e ok, li lasciamo perdere perché sono quelli vecchi. Proiezioni, Michele De Pascale, Emilia Romagna, centro-sinistra 55,7% e invece Elena Ugolini, centrodestra 41,1%. Scrutini 55,4 per Michele De Pascale, centro-sinistra, 41,5 per Elena Ugolini, centrodestra. In Umbria, dove sono più lenti a scrutinare, le proiezioni danno sostanziale pareggio per il momento, 48,3 Donatella Tesei, centrodestra, e Lega, 48,5 Stefania Proietti, centro-sinistra. Gli scrutini effettuati ci danno questo risultato per il momento: centrodestra Donatella Tesei 46,45, centro-sinistra 50,45. Così l'agenzia ANSA. Se andiamo sul sito del Ministero dell'Interno, Eligendo, appunto, vediamo i dati di sintesi degli scrutini. Cominciamo dall'Emilia Romagna. I risultati in questo momento sono relativi sia per il presidente che per le liste un pochino meno, ma comunque a 755 sezioni scrutinate su 4.259. I risultati sono questi: De Pascale, Michele De Pascale, centrosinistra, il 55,7%, Elena Ugolini, centrodestra, il 41,18%. Per quanto concerne poi i partiti, diamo un'occhiata anche a questo. Il Partito Democratico in questo momento è al 42,5%, Alleanza Verdi Sinistra 4,9%, Movimento 5 Stelle 3,6%, Civici con De Pascale 3,6%. Per quanto concerne la coalizione di centrodestra, Fratelli d'Italia 24,7%, Forza Italia 5,8%, Lega Salvini Emilia Romagna il Popolo della Famiglia 5,6%, Rete Civica, Elena Ugolini presidente, del nostro amico Marco Mastacchi che abbiamo sentito prima, 4,76%, il totale delle liste 40,91%, il totale della candidata Ugolini al 41,18%. Per quanto concerne il candidato De Pascale, invece del centrosinistra, lì c'è l'inverso: il totale delle liste è al 56,3% e il totale del candidato al 55,7%, cioè il candidato del centrosinistra prende un po' meno del totale delle liste, la candidata di centrodestra prende un po' di più, un punto in più o meno, insomma scarso, rispetto al totale delle liste che la supportano. Andiamo in Umbria, dove in realtà gli scrutini sono un po' più lenti in questo momento.
In Umbria per il momento i dati ci dicono questo. Aspettate intanto che ci arriviamo sopra sui risultati del momento, ma le sezioni sono 61 su 1000, quindi diciamo un 6% per essere sintetici, molto poco. In ogni caso questo 6% di sezioni scrutinate ci dà questo risultato. Stefania Proietti, PD e Coalizione 5 Stelle, Coalizione Centrosinistra, 50,8, Donatella Tesei 46,11. Per quel che può valere 60 sezioni su 1000, il Partito Democratico è al 32,7% in Umbria, secondo partito i 5 Stelle con il 5%, e poi via via gli altri. Alleanza Verdi Sinistra 3,4 e le liste minori. Per quanto concerne il centrodestra, Donatella Tesei, Fratelli d'Italia al 19,9%, la Lega al 9,2%, Forza Italia all'8,6%, la lista Tesei Presidente al 4,16%. In questo caso, per quanto concerne il rapporto tra voti di lista e candidati, il centrosinistra esprime un totale di liste che hanno il 50,4% dei voti, la candidata Proietti 50,8%. Donatella Tesei al 46,11%, il totale della lista è al 46,7%, cioè Tesei prende un pochino meno rispetto al totale delle liste, ma stiamo parlando di dati relativi a 61 sezioni umbre su 1000. Tornando alle proiezioni dell'agenzia ANSA, l'agenzia ANSA sull'Umbria ci proietta questo dato, adesso ci arriviamo, dicevamo sull'Umbria le proiezioni danno una sostanziale parità, 48,3 Tesei, 48,5 Proietti. Emilia Romagna invece le proiezioni danno una nettissima vittoria di Michele De Pascale, 55,7 contro 41,1 della candidata di centrodestra Elena Ugolini. Questa è la sintesi. Per i più curiosi, poi stavo cercando, eccolo qua, il dato dell'Emilia Romagna alle elezioni precedenti. Se quest'oggi la fotografia è quella che abbiamo appena dato, torniamo adesso all'Emilia Romagna, ai voti scrutinati, che in questo momento, ripeto, ci dicono, adesso ci arriviamo sopra, sono 843 sezioni su 4.500, quindi De Pascale 55,7, PD al 42,4%, a seguire Alleanza Verdi Sinistra con il 4,8, 5 Stelle al 3,6. Dall'altra parte Elena Ugolini, Emilia Romagna, 41,2%, Fratelli d'Italia 24,7, Forza Italia 5,8, Lega 5,6. In Emilia Romagna, come si era votato nel 2020? Si era votato così. Bonaccini aveva vinto con il 51,42%, quindi teoricamente con meno voti di quelli che sta prendendo adesso il nuovo candidato del centrosinistra. Il Partito Democratico era al 34,6%, oggi sarebbe al 42%. E per quanto concerne il Movimento 5 Stelle siamo sempre lì, aveva il suo candidato ma era intorno al 4,7%. Poco importa. Mentre per quanto concerne il centrodestra, Lucia Borgonzoni aveva totalizzato il 43,63%, 2 punti in meno, 1,8 rispetto al totale della coalizione, 45,4%. E la Lega era però il primo partito del centrodestra in Emilia Romagna nel 2020 con il 31,9% alle elezioni del 26 gennaio del 2020, 31,9 contro un 5,6 di oggi sostanzialmente. Oggi però, ripeto, siamo ancora a 840 sezioni su 4.500. Certo però il numero è la percentuale è questa, 5,6 contro il 31,9 del 2020, quando ci furono 14 eletti sostanzialmente in Consiglio regionale. Fratelli d'Italia all'epoca era all'8,5% e Forza Italia era al 2,5% nel 2020. Oggi Fratelli d'Italia è al 24,7% e Forza Italia diciamo che ha raddoppiato dal 2,5 un po' di più, 5,8. Questa è la sintesi estrema. Intanto non so se riusciamo a collegarci con altri ospiti, proviamo con gli ospiti umbri.
diamo il via alla ricerca con Lorenzo, impareggiabile in regia e al telefono, per cercare di parlare anche con qualche ospite umbro, visto che l'Umbria è la regione sicuramente più in bilico, stando a questi numeri. Intanto i numeri grezzi ve li ho dati sostanzialmente. C'è da dire che in questo momento l'Umbria sta facendo molta più fatica ad avere i numeri finali, perché abbiamo un numero di sezioni scrutinate più basso rispetto a quello dell'Emilia Romagna. I risultati degli scrutini sono in questo momento a 929 sezioni scrutinate su 4.500 in Emilia Romagna, 71 su 1.000, cioè il 7%. In Umbria sono molte meno, i risultati in questo momento sono, per quanto concerne le sezioni scrutinate in Umbria, di leggero vantaggio, di 4 punti al momento della candidata di centrosinistra, proietti sulla candidata di centrodestra, Tesei. Intanto vi ricordo il numero per intervenire in diretta se avete voglia di dire la vostra, lo 02 92 94 7222. Per i messaggi il numero è il 340 6709 659. Vediamo un po' se c'è qualcuno. Chiedo alla regia se abbiamo un ospite o Ancora qualcuno no, Giulio, che sto provando, vuole ancora intervenire. Diciamo che per il momento però in effetti è molto difficile qua fare dei commenti sensati. Possiamo farli tra di noi, quello sì, quindi se avete voglia di raccontare qualcosa potete chiamare allo 02 92 94 7222 per la diretta. Lorenzo, prenditela con calma perché tanto un piccolo giro l'abbiamo fatto, quindi poi ci torniamo sopra con calma, magari un po' più tardi, e lasciamo la palla anche a Antonino Danna nel suo Zoom, che ci darà aggiornamenti ulteriori e credo numeri anche più significativi, più solidi, diciamo, di quelli che abbiamo adesso. Ripeto i numeri per intervenire in diretta: 02 92 94 7222, oppure per i messaggi via WhatsApp 340 6709 659. Nel frattempo, per quello che può valere, se volete, sono ancora disponibili elenaugolini.it, è il sito della candidata di centrodestra, dove potete divertirvi anche a leggere i programmi, la persona, la famiglia, il servizio sanitario, l'educazione, l'economia, lo sviluppo e il lavoro. Io non so quanti elettori vadano al voto avendo letto i programmi, questa è una curiosità, così come c'è un programma bello corposo anche per quanto riguarda la regione Umbria. Dunque, nessuno rilascia dichiarazioni, noi diciamo che ce la prendiamo comoda. Invito Lorenzo a mettere un bel po' di musica umbra, visto che il nostro Lorenzo è umbro. Vediamo cosa ci cava fuori dal cilindro il nostro Lorenzo in regia. Se gli diamo l'input, caro Lorenzo, di mettere musica umbra, tu cosa ci proponi? Siamo curiosi. Quando sei pronto ci mandi un brano musicale, così noi facciamo anche una piccola pausa e facciamo respirare un po' le fauci, diciamo così. Ecco, dicevo, i programmi. Umbria, tutto un programma, si intitola Il programma di centrodestra di Donatella Tesei per l'Umbria di domani. Tutto un programma, poi vedremo se il programma sarà servito a vincere o meno, ma sono un bel 90 pagine di roba: i valori, la visione, l'impresa, l'economia, il lavoro, la formazione, la sanità, le politiche sociali, il digitale, la semplificazione, l'agricoltura, il commercio, l'artigianato, l'infrastruttura, l'ambiente. Non manca niente, come in tutti i programmi che si rispettino. La domanda di fondo è se questi programmi sono ancora consultati e consultabili da qualcuno, se servono o non servono, e se si voti in realtà secondo altre linee di ragionamento. Dunque, vediamo un po' se qualcuno vuole intervenire. Ripeto il numero: 02 92 94 7222, 340 6709 659 per i vostri commenti. E nel frattempo facciamo un piccolo refresh anche dell'agenzia ANSA, che continua a dare in primo piano, in prima pagina, in home page, le proiezioni sull'Emilia Romagna, che adesso vediamo subito, che ci dicono
ci continuano a dare un risultato estremamente chiaro secondo le proiezioni. Gli scrutini ci dicono qualcosa di leggermente diverso, ma è altrettanto chiaro finora, cioè vince il centro-sinistra con Michele De Pascale, secondo le proiezioni del 55,7, secondo i parziali scrutini al 55,8, cambia poco. 41,14 per gli scrutini, 41,1 per le proiezioni per Elena Ugolini. Umbria, lì invece ci si gioca tutto un po' più sul classico filo di lana e le proiezioni appaiano, sostanzialmente danno appaiate Donatella Tesei centrodestra, Stefania Proietti centrosinistra, 48,3, 48 e qualcosa. Intanto abbiamo perfino la canzone Umbra, una canzone ternana, niente po' di meno. Sentiamo un po' cosa ci ha trovato il nostro Lorenzo in regia e ascoltiamola dunque. Questo pezzo tipicamente, squisitamente, schiettamente umbro. Ma come arronderà in termini di stanzione del debito il probabile sfintamento del multivismo bipolare di Donald Trump? Lo abbiamo chiesto
al famoso giornalista Americo Italiano. È una tradizione di cui noi americani siamo molto orgogliosi e anche un po' gelosi. Ieri siamo stati con tutta la famiglia finalmente riunita in gita al Gran Lago Salato. Abbiamo mangiato i salatini e anche le pizzette. Abbiamo brindato a Kamala Harris. C'erano 1000 papaveri rossi. Il verde melograno urla e biancheggia il mare. Ghiacciai speciali Terni, diciamo così, forse era più utile per la società. Non so se sei d'accordo, sono un chiacchiera amabile. Ma cosa succederà a novembre dopo il voto alle presidenziali negli Stati Uniti? Lo abbiamo chiesto al famoso giornalista Americo Italiano. Per noi americani novembre è un mese tipicamente autunnale. Infatti ci sono gli alberi e i parchi coperti dalle foglie rosse, come per esempio in Connecticut. Noi americani andiamo in questo mese a fare i picnic portandoci dietro tutto l'occorrente, tra cui la biografia di Kamala Harris. Più in generale direi che il dato significativo di questa consultazione elettorale è che praticamente tutte le minoranze hanno votato per Donald Trump e l'unica minoranza rimasta è Kamala Harris. E allora ci siamo fatti una scorpacciata di pareri illuminanti del nostro amico giornalista Americo Italiano, che la sa lunga sia sull'America che sull'Italia, soprattutto sull'America. Diciamo che questi altoforno, carissimo Lorenzo, se posso permettermi di fare due chiacchiere con te, perché mi sono affidato per l'Umbria, diciamo così, alle tue scelte. Questi qui, altoforno per altoforno, era meglio mandarli a lavorare agli acciai speciali Terni, diciamo così, no? Si sono fatti mancare niente, non si sono fatti mancare nulla in termini di scorrettezza a buon mercato. Non sto a rimarcare niente, però insomma, però mi pare che questi altoforno vadano molto forte dalle parti della gioventù umbra e non solo della gioventù umbra. Quindi abbiamo ascoltato comunque un fenomeno sociopolitico musicale di un certo rilievo, per quanto insomma io continuo a dire che forse era meglio se andavano a lavorare in acciaieria agli acciai speciali Terni, giusto appunto. Comunque, al di là di queste stupidaggini e fesserie, mettiamola così, abbiamo una ventina di minuti scarsi. Nel frattempo vediamo qualche dato aggiornato. Direi di lasciar perdere l'agenzia ANSA, che peraltro continua a mettere in home page le proiezioni. Sull'Umbria siamo sempre lì, sull'Emilia Romagna pare non esserci partita. Intanto, dicevo, le proiezioni ci dicono questo, ma i risultati del portale Eligendo, cioè del sito ufficiale del Ministero dell'Interno, cosa ci dicono in questo momento? Che l'Umbria sta andando ancora abbastanza a rilento per quanto concerne lo spoglio, lo scrutinio. Gli scrutini ci dicono che, partiamo con ordine, Emilia Romagna i risultati in questo momento sono relativi
a un terzo abbondante, diciamo, dei seggi, un terzo, insomma, più o meno, anzi un po' meno forse di un terzo, comunque 1385 sezioni su 4529. De Pascale 55,99, Elena Ugolini 40,9. De Pascale centrosinistra, Elena Ugolini centrodestra. Per quel che concerne poi i diversi territori, se proprio vogliamo essere precisi, possiamo andare da Piacenza a Piacenza, che sono in totale 231.000 elettori, Piacenza e provincia. Vince Elena Ugolini con il 56,2% in provincia di Piacenza. Michele De Pascale, centrosinistra, è al 41,2% per il momento. Andiamo da Piacenza a Parma. A Parma, ovvero 361.000 elettori teorici, ha votato la metà, poi in pratica. Comunque, per il momento vince Michele De Pascale, centrosinistra, 52,6% contro il 44,46% di Elena Ugolini. Piacenza vince il centrodestra, Parma comincia a vincere il centrosinistra. In quel di Reggio nell'Emilia le percentuali diventano molto più solide per il candidato di centrosinistra, 62,19% contro il 34,6% di Elena Ugolini. Andiamo a Modena. A Modena non cambia molto la musica, ovvero per il candidato di centrosinistra Michele De Pascale 58,2%, per la candidata di centrodestra Elena Ugolini 39%. Andiamo in quel di Bologna. A Bologna la situazione è questa qui al momento, sempre Bologna è la provincia più, mi sono dimenticato di darvi i numeri di Reggio nell'Emilia e di Modena. Reggio nell'Emilia 419.000 elettori, fate conto, ha votato un po' meno della metà, quindi 200 e qualcosa mila. A Modena sono 555.000 elettori, sempre facendo conto che ha votato un po' meno della metà. A Bologna invece, che è decisamente la provincia più popolosa, si vede capoluogo, 815.000 elettori, ha votato più o meno la metà. Il risultato è 61,2% per Michele De Pascale, 34,8% per Elena Ugolini del centrodestra. Andiamo a Ferrara. A Ferrara è un testa a testa, invece, anzi, è lievemente in testa la candidata di centrodestra, Elena Ugolini, con il 49,01% contro Michele De Pascale, centrosinistra, al 48,12%. Ci rimane la provincia di Ravenna e poi Rimini, anzi c'è anche Forlì. Comunque, Ravenna 308.000 elettori, 58,6% per Michele De Pascale e 37,8% per Elena Ugolini, candidata del centrodestra. Ci spostiamo ancora più a sud, Forlì Cesena, sono 316.000 elettori. Michele De Pascale, centrosinistra, 58,9%, Elena Ugolini 38,4%. Infine abbiamo Rimini. Rimini sono 285.000 elettori. Vince Michele De Pascale, sta vincendo con 128 sezioni su 330, quindi un po' meno della metà. Michele De Pascale, centrosinistra, 52,47%, Elena Ugolini 44,4%. Questo provincia per provincia. In estrema sintesi, se facciamo il totale, appunto, in questo momento sono esattamente 1496 le sezioni scrutinate su 4529. Mi sembra che non ci siano dubbi. De Pascale, Michele De Pascale, centrosinistra, vince con il 56,1% in questo momento contro Elena Ugolini al 40,7%. Non sarà magari questo il risultato finale, però bene o male, con 1500 sezioni su 4500 possiamo dire che l'indicazione è abbastanza netta. Andiamo in Umbria, dove la questione invece è molto più risicata e i risultati sono molto più sul filo di lana. Allora, in Umbria gli elettori in totale sono 701.367, ha votato anche lì più o meno la metà, quindi
su 700.000, 350.000 e qualcosa. Per il momento, cosa ci dicono i risultati dell'Umbria? Per il momento le sezioni scrutinate sono però molto poche, molto meno proporzionalmente rispetto a quelle dell'Emilia-Romagna e i risultati ci danno questa fotografia. Ci danno questa fotografia, ovvero Stefania Proietti, PD, Movimento 5 Stelle, centro-sinistra aggregato, 50,34%, Donatella Tesei, Lega, Meloni, Forza Italia, Lista Tesei, eccetera, eccetera, centrodestra, 46,85%. Le province dell'Umbria sono solo due, in quel di Perugia, se diamo uno sguardo provincia per provincia, in quel di Perugia abbiamo la candidata del centro-sinistra in questo momento, 77 sezioni su 706, quindi un po' di più del 10%, Stefania Proietti in testa con il 50,1%, Donatella Tesei al 47,09%. A livello di partito, giusto per avere un'idea, siamo in questi termini. Stefania Proietti 30,7% in quel di Perugia e Movimento 5 Stelle 4,8%, a seguire gli altri. Per il centrodestra Fratelli d'Italia 21,4%, Forza Italia 10,8%, Lega 8,7%, Tesei Presidente 4,6%. Poi potremmo andare a vedere Perugia città, Gubbio e via dicendo. Assisi, mi sembra che la sindaca di Assisi era la candidata, no, Proietti, ma questo è poco importante. Andiamo a vedere invece la provincia di Terni, dalla quale provengono gli inarrivabili Altoforno, il gruppo musicale favoloso che abbiamo ascoltato prima. Allora, in provincia di Terni, come sono le cose in questo momento, sono 42 sezioni su 294 per un totale di 178.000 abitanti. In quel di Perugia votavano 523.000 elettori, in quel di Terni, come abbiamo detto, 178.000 elettori. Ha votato la metà, più o meno, 52%. La fotografia in questo momento, 42 sezioni su 294, ci restituisce questo quadro. Stefania Proietti 51,2%, Partito Democratico anche in quel di Terni al 34,2%, Donatella Tesei al 46%, cioè 5 punti di distanza in meno rispetto alla candidata di centrosinistra, e Fratelli d'Italia al 20%, Lega all'8,2%, Alternativa Popolare di Bandecchi, il vulcanico sindaco di Terni, mi sembra, è stato sindaco, fondatore dell'università, cos'era, Unicusano, una roba del genere, comunque 6,4%, Forza Italia 6,3%, Tesei Presidente 3%. In questo caso, se vogliamo andare a vedere anche i risultati aggregati e diciamo il risultato complessivo, diciamo, dei candidati rispetto alle liste, per quanto concerne il centro-sinistra, le liste nel loro complesso sono al 49,7%, la candidata prende qualcosina in più, 50,4%. Per quanto il centro-sinistra, chiedo scusa, per quanto riguarda il centrodestra, cioè Donatella Tesei, le liste sono al 47,6%, la candidata al 46,7%. Questo è il quadro di estrema dettaglio che abbiamo sotto gli occhi in questo momento. Le proiezioni continuano a darci lo stesso risultato di prima, quindi è inutile che vi faccia il brodo troppo lungo. Se avete desiderio di dare qualche suggerimento, qualcuno ha qualche suggerimento politico interessante da dare al centrodestra, al centrosinistra, a chiunque voglia, diciamo che può farlo al nostro memorabile numero della diretta 02 92 94 7222, oppure mandando un bel messaggio al 340 6709 659. A questo punto io chiedo ancora che Zeus ce la mandi buona, aiuto a Lorenzo, mettici un altro simpatico brano. Vedi un po' tu, diciamo così, se riesci a trovare un brano che rispecchi la complessità della regione Umbria in tutte le sue sfaccettature,
diciamo così, un pochino magari un pochino più elaborato e complesso e multiforme, multilato rispetto, rispetto diciamo al rock parademenziale che rendeva omaggio peraltro a Franco Battiato degli Altoforno, che sono fuggiti, diciamo, sono rimasti disoccupati dalle acciaierie speciali Terni e non è che non si senta e si sono dati alla musica. Comunque, Lorenzo, a parte gli scherzi, mettiamo una piccola pausa musicale, vediamo se qualcuno delle ascoltatrici o degli ascoltatori ha desiderio di dare qualche consiglio ai poveri politici che stanno già ragionando sul perché hanno vinto, perché hanno perso, tutte quelle robe qua. Volete dare un consiglio al vostro politico preferito della Lega, di centrodestra, di centrosinistra, del Partito Comunista, del PD, dei 5 Stelle, di quello che volete voi? E le linee sono a vostra disposizione 02 92 94 7222 per dare il vostro consiglio al vostro partito o al vostro leader politico preferito, oppure lo potete fare anche per iscritto 340 6709 659 340 6709 659. Ci risentiamo dopo un altro memorabile brano. Io vado alla cieca e che Zeus ce la mandi buona col prossimo brano musicale. La festività del Thanksgiving si va diffondendo sempre di più anche nelle regioni produttive del nord Italia. Come mai? Lo abbiamo chiesto al famoso giornalista americo-italiano. Noi americani celebriamo la festa del ringraziamento ringraziandoci tutti a vicenda come dei deficienti. Uno ti viene addosso con la macchina, tu lo ringrazi. Uno ti scippa a casa, lo ringrazi, ti appicca un incendio, thank you, thank you. Perché noi americani, essendo un popolo civile, ci ringraziamo a vicenda anche quando perde Kamala Harris.
La linea Giulio. Allora, grazie a Lorenzo, io stavo ascoltando ancora perché stavo ascoltando sulla app, c'è anche la app per ascoltare Radio Libertà e potete anche vedere oltretutto, che in questo momento non è un gran bel vedere, ma potete anche vedere sulla app oltre che sul canale 252. Allora, qualcuno qua scriveva, poi ci devi dare una qualche delucidazione, Lorenzo, ti chiamo in causa anche se non lo vuoi, ma in ogni caso qualcuno qua scriveva mi sono perso i dati dell'affluenza. Allora, facciamo subito in modo di colmare questa lacuna. Emilia Romagna, i dati dell'affluenza sono stati questi, 46 anzi, 42% alle ore 15 di stamani, quando si sono chiusi i seggi. In Umbria ha votato alle ore 15 di oggi il 52,3%. Intanto Francesco Di Como apprezza moltissimo la programmazione musicale di Lorenzo. Ottima la programmazione musicale del dottor Lorenzo, del dottor Barbonari, per essere precisi. Un caro saluto a Francesco Di Como. Per quanto concerne l'affluenza, allora era questa qui, per rispondere all'ascoltatore che ha mandato il WhatsApp. Emilia Romagna 46,4, Umbria 52,3. Per quanto riguarda gli scrutini, la sintesi in questo momento è questa: 56,2 per il candidato del centro-sinistra De Pascale in Emilia Romagna, 40, qualcosa per la candidata di centrodestra Elena Ugolini. Per quanto riguarda l'Umbria, gli scrutini in questo momento cosa ci dicono? Che siamo molto indietro con lo scrutinio dei seggi, 145 sezioni scrutinate su 1000, Stefania Proietti, centro-sinistra 50,9, Donatella Tesei 46,3 e qualcosa. Intanto ci sono anche un paio di messaggi, poi andiamo a concludere perché la voce sta andando in cantina, oltretutto. Comunque, al di là di questo, un bel messaggio a tutti i politici. Ecco qua, un suggerimento musicale, Lorenzo sarà impareggiabilmente in grado di metterlo in opera subito, lo ascoltiamo alla fine della nostra diretta. Metti un brano, mi piacciono le sbarbine degli Schiantos, scrive Luca da Brescia, e come diceva lui, SB, più per tutti, e vedi che magari escono di baita e vanno a votare. Bene, grazie Luca. Poi mettiamo gli Schiantos, che erano pure loro della zona dell'Emilia Romagna, no? Bolognesi. Fricantoni. Comunque, la programmazione musicale di Lorenzo è piaciuta a Francesco, l'abbiamo già visto. Un altro messaggio: considerato che hanno votato meno della metà degli aventi diritto, si evince che il quorum della sinistra è sempre il 20%, però poi comandano loro. In più, le prime sezioni scrutinate sono sempre quelle dei luoghi cari alla sinistra. In questo modo partono con la notizia della vittoria della sinistra, si vedrà alla fine quanto hanno realmente ottenuto. Ora, sull'Umbria, questo ragionamento può avere un senso. Intanto in Umbria si è preso la bellezza di 1% dei voti in questo momento Marco Rizzo. Ci ha messo la faccia e a occhio gli hanno tirato un po' di schiaffi, diciamo così, se i risultati saranno questi qui. Ad ogni modo, questa è una piccola curiosità. Lorenzo, chiudiamo la nostra meravigliosa diretta di oggi con una traduzione. Che cosa abbiamo ascoltato prima intanto? Facci partecipi della meravigliosa lingua umbra, che dai tempi di Francesco d'Assisi, diciamo così, si è evoluta fino agli altoforno, per tracciare una linea, diciamo, del tutto oscena che collega il patrono d'Italia con questi sfuggiti alle acciaierie speciali di Terni. Lorenzo, cosa abbiamo ascoltato prima? Questa bella mazurka o canzone popolare, di che cosa parlava? La canzone si chiama Arrizza de Marì. Arrizzate Maria, che tradotto significa tirati in piedi, insomma. Sì, alzati Maria. Sì. E di che cosa narrava questo bellissimo brano che abbiamo ascoltato poco fa, Lorenzo? Cioè, nel senso, in pratica sarebbe il cantante che dice alzati Maria perché si è fatto giorno e c'è il maiale che strilla nella stalla, devono andare su per le rive a cogliere le more, tutte queste cose. Agresti, campagnole, Sì, diciamo campagnole, così. esatto. Agrocampagnole. Voi dovete sapere che Lorenzo Barbonari è un ragazzo meraviglioso, oltre che essere un professionista eccelso in sala di regia.
ed è anche molto simpatico, quindi io mi sono permesso impropriamente di chiamarlo in causa, ma proprio sapendo che è estremamente simpatico, oltre che bravo a fare il suo lavoro. Quindi la chiamata che c'era è caduta, noi Lorenzo, perdonami se ti ho coinvolto, diciamo, in questa chiacchierata, ma insomma mi sembrava giusto, perché tra l'altro il bello è che ogni zona d'Italia ha proprio i suoi accenti e le sue parlate particolari, no? Questo è veramente una delle cose belle di questo paese, che quando tu vai, tra l'altro voi, se non sbaglio, avete molto in comune, anche perché vi separano solo i Monti Sibillini, avete molto in comune anche con la parlata di determinate zone delle Marche, se non erro, no? Sì, sì, è parecchio simile, dipende dalla zona, ma parecchio simile. Sì, poi magari se vai verso la zona, diciamo, più vicina al mare, l'Adriatico, cambia qualcosa. Ad Ascoli parlano un po' diversamente, però insomma l'umbro non è così lontano dal marchigiano. Questa era una osservazione del tutto inutile, però intanto, se non sbaglio, c'è un'ultima chiamata, facciamo in tempo a sentire l'ascoltatore o l'ascoltatrice. Sentiamo un po', pronto? Sì, salve Cainarca, è Ronzoni che parla, chiamo da fuori Milano. Niente, io volevo parlare di un'altra cosa, invece il fatto di questa guerra maledetta che continua ad andare avanti. Vedo che la Meloni è la prima che si lancia in avanti con le proposte di continuare con la guerra. Questa piccola Napoleona non va bene, capito? Cioè non va bene. Questa politica che poi è uguale a quella della sinistra, che differenza c'è? Oltre a queste piccole cose Ma di lei sta sabotaggio dicendo per quanto economico. riguarda La l'Ucraina, guerra in insomma. Ucraina, sì, è terrificante, dai, è la prima che si lancia e si abbraccia da Zelensky, ma non si vergogna? E io volevo vedere se si vergogna o no, ma cosa che devi essere? Ma la gente non ne vuole sapere di queste cose, la gente è terrorizzata di questa cosa, dovete farglielo capire, noi abbiamo paura e siamo spaventati. Fate qualcosa, Cainarca, perché noi siamo molto spaventati. Grazie Cainarca, buonasera. Io non posso fare niente e diciamo che volendo non avrei neanche il desiderio di fare alcunché, anche perché, diciamo, sono questioni troppo importanti per essere lasciate a un minuscolo personaggio di provincia e a una minuscola stazione radiofonica di provincia, per quanto, diciamo, fino a un certo punto, perché insomma abbiamo il nostro bel rilievo nazionale, ma abbiamo sempre un po' troppo navigato a vista e quindi rimaniamo di provincia fondamentalmente. In ogni caso, non voglio sproloquiare più di tanto, ci salutiamo direi qui, seguiamo magari il nostro ascoltatore che ci aveva dato il consiglio musicale sugli Schiantos, un loro celebre pezzo, le Sbarbine, eccetera, eccetera, ma comunque gli Schiantos sono anche loro un gruppo rock che è nato a Bologna. Siamo nella metà degli anni 70, più o meno facevano parte della prima ondata del punk rock italiano, il movimento del 77, bla bla bla, tante belle cose che non esistono più. Anche queste cose qui non esistono più, comunque noi ci ascoltiamo invece la canzone che esiste ancora, la memoria dei brani musicali esiste ancora, Mi piacciono le Sbarbine, ovvero gli Schiantos, Bologna, anni 70, per rimanere sempre in linea di continuità, perché abbiamo ascoltato Guccini, gli CCCP fedeli alla linea, e mi sembra giusto anche ascoltare gli Schiantos, come ci ha suggerito un ascoltatore. Tra pochissimo, dopo gli Schiantos, Giovanni Sallusti con la sua rubrica Liberamente, e poi a seguire Zoom con Antonino Danna e una bella fila di ospiti che non dovete perdere. Buona serata a tutti, è molto buio adesso ormai, è pieno inverno, non so se ve ne siete resi conto, e con questa intelligentissima annotazione io saluto tutti coloro che sono stati all'ascolto. Avete ascoltato Filo Diretto,